mio figlio, ti auguro di realizzare appieno lo scopo per cui sei venuto al mondo. Ma se questo scopo non c'è, allora ti auguro che tu abbia sempre lo sguardo limpido, ma che sappia guardare attraverso lo sguardo degli altri. Che tu sappia donare, ma senza aspettare la ricompensa, anche fosse solo la gratitudine. Che tu sappia gioire delle gioie delle persone care, ma anche di chi non lo è. Che tu sappia difendere i tuoi diritti, ma senza prevaricare quelli altrui. Che tu sappia difenderti dalle offese, ma senza offendere. Che tu sappia farti gli affari tuoi, tranne quando vorrai aiutare gli altri. Che tu sia sempre leale, anche coi nemici. Che tu abbia rispetto per chiunque e per tutto, e che tu lo ottenga sempre. Che tu sia sempre pieno di dubbi, ma che alla fine tu sappia sempre trovare la tua via. Che tu sia sempre aperto ad ascoltare chiunque, ma che poi decida da solo. Che tu non ti lasci convincere da chi ti propone dogmi e certezze. Che tu sappia riconoscere sempre chi ti è davvero amico. Che tu sappia riconoscere dagli occhi la compagna della tua vita. Che tu sappia cercare il piacere, ma senza limitarlo ad alcuno, anzi condividendolo con chi ami. Che tu abbia sempre un cuore puro, senza odio, astio o rancore. Che tu sappia trovare sempre le parole per non ferire, anche se dovrai dire cose spiacevoli. Che tu abbia sempre un buon motivo per affrontare ogni addio, anche alla vita, perché tu non ne soffra troppo. Perché tu sia sempre felice. Perché io ti amo, figlio mio, il tuo babbo. San Giuseppe, festa del papà, una festa importante, questa bellissima poesia, queste parole che diversi genitori, specialmente i babbi, il papà, dovrebbero dire ai loro figli. Questi ragazzi, non tanti, ma che hanno preso in mano la situazione alzando l'asticella, mettendo in croce sindaci, forze dell'ordine, gli stessi amici loro che hanno paura di uscire di casa perché hanno paura di incontrarli, che venga fatto loro del male, i diversamente giovani che hanno paura di uscire di casa per questi gruppetti. Io mi domando cosa sta succedendo, perché poi ogni volta che io parlo anche con gli esperti del settore, il primo anello è la famiglia, sono i genitori, dicono. Ma se io non li ho, se non ho un padre che mi insegna queste parole che avete sentito, il rispetto, il valore, cosa faccio? Dove vado? A scuola? Ma a scuola troverò la scuola che mi ascolta, che capisce il mio dramma, la mia solitudine, la mia preoccupazione di crescere in un ambiente che non rispetto, perché non mi rispetta, non mi ascolta. Ne parleremo con dei graditissimi ospiti questa mattina. Abbiamo in presenza il dottor Marco Marseglia, Associazione Familiari Regione Veneto, un forum molto importante per capire cosa sta succedendo. Possibile che pochi, perché sono pochi, rispetto a quelli bravi che sono tanti, riescono ad avere questa visibilità e a terrorizzare così tanto le persone
che hanno paura veramente di uscire, e sono i fragili purtroppo quelli che hanno paura. Saluto anche il dottor Mauro Varotto, qualifica geografo, perciò parleremo anche col dottor Varotto di tante cose. Dottor Varotto, cosa sta succedendo anche nell'ambiente? Anche qua i valori, il rispetto dell'ambiente, non si può fare quello che si vuole, il clima che cambia, ma è sempre stato così. E questi politici, io li chiamo anche politicanti, che sanno tutto di tutto, qualsiasi cosa, loro hanno l'asso in tasca, spiegano, parlano, invece di pensare e di capire che abbiamo delle persone competenti che cercano di far capire loro che così non si può andare, che bisogna cambiare registro. E saluto anche uno scrittore, un libraio, un tutto e di più, ma anche uno sportivo, che è Giuseppe Vanzella. Oggi è anche un buon onomastico, perché oggi è San Giuseppe, perciò grazie. Facciamo anche gli auguri a Giuseppe Vanzella. Parleremo anche di sensibilità, di cultura, quanto importante è la cultura per un'educazione corretta. Però vorrei partire proprio da lei, dottor Marseglia. Cosa ci dice rispetto alle parole che ho detto io? Cosa sta succedendo? Allora, il fenomeno dell'emarginazione, dei minori che non riescono a integrarsi all'interno della società è un fenomeno che sta assumendo sempre numeri e valori abbastanza rilevanti e anche preoccupanti in un certo qual modo. Sottolineo la paura preoccupanti perché la preoccupazione della comunità, dell'intera società, che deve prendersi cura di questo fenomeno. Le motivazioni dell'emarginazione sono molteplici, quindi dovremmo fare un incontro a parte su questo, però interrogarci su come la comunità può sopperire anche laddove la famiglia, come lei ha sottolineato, non riesce ad agire per vari motivi. Allora l'interrogativo è proprio della comunità. Questi ragazzi sono soli perché non hanno trovato spazi all'interno della nostra società. Porto le parole del Vescovo Tommasi, su una dichiarazione del Vescovo Tommasi. Tutti quanti noi abbiamo un buon ricordo della cultura degli oratori, no? Dell'apertura erano spazi di incontro. E questa cultura degli oratori ormai si è persa, o si è limitata tantissimo, ma è la modalità, l'approccio di spazi di incontro tra giovani, dove le generazioni e i giovani si confrontavano. Oggigiorno quello che manca è proprio il confronto tra coetanei. I ragazzi si nascondono dietro i device, cioè i social e quant'altro, non sono più abituati ad avere la relazione con il prossimo. Ecco, quando poi entrano nella società vera, dove è fatta di relazioni, loro sono in difficoltà. E allora il compito della nostra società è entrare in relazione con questi giovani, trovare delle modalità di intercettare le proprie esigenze e avere un dialogo. Spesso e volentieri questi giovani vedono la società, soprattutto gli adulti, come antagonisti. Si è rotto qualcosa proprio nel rapporto tra le generazioni. È sacrosanto il desiderio, no? Perché crescita di essere ribelli, no? Nella fase dell'adolescenza è la crescita naturale che ci porta ad essere poi uomini e donne del futuro. Però molto probabilmente, e questo dobbiamo farci una domanda, siamo noi adulti che non riusciamo più a intercettare i bisogni di questi giovani. Però, dottor Marseglia, io capisco quello che dice. Tutti siamo stati ribelli, almeno, chi più chi meno, ma anche ribelli, anche forti. Ma la violenza è che non riesco a capire, che è inaudita contro le fragilità. La rabbia trasformata in violenza dovuta all'ignoranza, perché secondo me è questa la bomba. Ignoranza, rabbia che esplode nella violenza contro la fragilità, perché il vero fragile è quello che fa violenza, è lui il vero fragile che non capisce, e questa rabbia si trasforma in una violenza inaudita su persone che non stanno facendo niente di male, anzi stanno lavorando, stanno andando a scuola. Questo che non riesco a capire. Cosa scatta? Beppe Vanzella, cosa puoi dire? La cultura, quanto può aiutare invece questi ragazzi? Io dico sempre che a mio avviso dovrebbero andare più a scuola,
dovrebbero fare più sport, dovrebbero impegnarsi di più in quella che può essere una passione, che può essere l'arte, può essere tutte le forme di arte che abbiamo. Possibile che non riusciamo a capire veramente chi c'è dentro a questi ragazzi? Magari sono anche di creativi, non lo sanno neanche, perché nessuno cerca di capire chi è questo ragazzo, perché ognuno ha un volto a sé, non è che possiamo dire sono tutti uguali, no? Prego Beppe Vanzella, quanto può aiutare la cultura? Quello che voglio dire intanto è che bisogna rendersi conto che noi sicuramente viviamo in un periodo storico di transizione molto importante, cioè l'intervento dei nuovi mezzi di comunicazione sono stati assolutamente determinanti, e se prima si parlava dell'oratorio come momento aggregante delle nostre generazioni, delle generazioni più giovani e più vecchie, scusate, anche i giovani adesso trovano momenti di aggregazione, però in uno spazio virtuale, che è quello di internet, nei vari social, dove un posto dove la famiglia, dove la scuola non riesce ad entrare per intercettare, per riuscire a produrre degli elementi positivi. Per cui fondamentalmente non riusciamo a comprendere come muoverci, e in questo spazio sicuramente il fatto di poter cercare di offrire un prodotto che possa essere culturale dal punto di vista dei 360 gradi, cioè a tutti i livelli, in tutti gli spazi, è assolutamente determinante. È logico che anche il fatto che ci sia questa prevalenza del più forte sul più debole è una cosa assolutamente normale, tutti i bambini lo sono, fin dall'asilo il diverso è sempre stato osteggiato, è sempre stato in qualche modo naturalmente messo da parte e vessato, però se noi adesso abbiamo spostato l'asticella più in alto, non sono più i bimbi dell'asilo ma sono gli adolescenti oppure addirittura non più i minorenni che diciamo compiono violenze su quelli, sui minori, su quelli meno abili, diciamo, a difendersi, e bisogna intervenire in qualche modo o cercando di offrire loro dei prodotti alternativi. Come dicevi giustamente, lo sport è un momento aggregante straordinario, soprattutto non gli sport individuali ma quelli di gruppo, tipo il calcio, il rugby, la pallacanestro, pallavolo, soprattutto quelli, però anche cercare di far capire, far comprendere al giovane la possibilità di esprimersi individualmente, singolarmente, in una società che è molto individualista, riuscire a far capire che sì, tu puoi essere un giovane che emerge, ma non a capo di una banda di altri così amici, ma bensì magari nell'ambito artistico, nell'ambito letterario. Cioè io dico sempre, nella mia libreria, quando vengono dei ragazzi giovani, perché vengono, oppure i genitori che vengono con i figli così per acquistare qualche piccolo libro, io dico sempre che, e lo dico io che quando ero giovane studiavo poco, però in quel periodo c'erano grandissime opportunità. Adesso per i giovani le opportunità non ci sono, anche a livello professionale, dopo quando maturano, per cui il fatto di avvicinarsi alla cultura e di studiare, di impegnarsi per crearsi un proprio sentiero che porterà dopo alla realizzazione dei propri sogni, penso sia una cosa indispensabile. Sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Varotto, geografo, questo rispetto per l'ambiente, per la natura, eppure i giovani sono vicini a questo, li vediamo, sono gli unici che protestano, che scendono nelle piazze per l'ambiente, magari in maniera anche molto forte, ma d'altra parte qualcuno non ascolta, sente ma non ascolta il
il futuro è nelle loro mani, quale futuro avranno se anche l'uomo non rispetta l'ambiente? Questo paese molto fragile, non si investe, noi sentiamo tante cose veramente drammatiche, pure i segnali i ricercatori, gli scienziati li hanno dati. Ecco, questi ragazzi che sono delle spugne assorbenti assorbono questo, sentono che c'è qualcosa che non va, ad esempio queste guerre, cosa succederà nel mio futuro, cosa respireremo, cosa dice lei, dottor Varotto, com'è la situazione? Ecco, come vede lei questi giovani e come vedi anche questi governi con queste politiche veramente terribili che stanno veramente conducendo, e le guerre sono sempre più in aumento, veramente vediamo delle popolazioni allo stremo delle forze, cancellato tutto. Prego, dottor Varotto. Allora, io vedo i giovani che arrivano all'università, che forse sono anche i giovani più preparati, diciamo, tra quelli che escono dalla scuola superiore. Vedo una sensibilità ambientale crescente, ovviamente, perché lo sentono questo peso, diciamo, dell'impatto climatico che ricadrà sicuramente su di loro. E quindi c'è una sensibilità forte. Mi viene da dire che forse le generazioni più vecchie sono quelle che non stanno rispettando i diritti dei giovani, perché non si stanno impegnando abbastanza per immaginare un percorso di sostenibilità per il futuro, cioè siamo molto ancorati al presente, ma questa è una malattia di tutte le generazioni, siamo tutti ancorati molto all'immediatezza, alla rapidità, alla velocità, all'accelerazione delle cose, per cui abbiamo anche una certa impazienza, e questo è il grande pericolo che io vedo. L'impazienza che poi porta a trovare delle soluzioni semplici a problemi complessi. E questa è un po' una buccia di banana in cui cadono tutti, cioè vorremmo tutto risolto subito con un click o con diciamo un'azione molto rapida e immediata, e questo è un errore, perché purtroppo abbiamo bisogno di addestrarci a tempi lunghi nell'impegno per l'ambiente, ma anche tempi lunghi nel costruire e preparare delle soluzioni a questi problemi gravi che abbiamo generato con l'aumento del consumo di combustibili fossili, con l'impatto ambientale che è aumentato per il consumismo, per il nostro benessere. Non abbiamo fatto i conti bene sulle ricadute, le esternalità negative di queste nostre azioni. Qualcuno ha definito questa nostra epoca il grande festival del carbonio, perché di fatto è come se avessimo fatto un grande falò e ci fossimo tutti divertiti senza renderci conto dei danni che questo falò crea sull'atmosfera, diciamo. Penso un'altra cosa interessante, e mi ricollego a quello che ha appena detto l'ospite in studio, la cultura degli oratori. Ecco, secondo me mancano queste agenzie, si sono perdute con la crisi della religiosità collettiva, no? E anche la frequentazione delle parrocchie, che è sempre più ridotta, insomma, soprattutto tra i giovani. Ecco, vengono meno quelle agenzie che avevano anche un ruolo di alfabetizzazione ambientale, penso ai campi scuola, penso alla dimensione, insomma, degli oratori, appunto, che facevano magari attività anche di sensibilizzazione ambientale in montagna e così via. Quindi non era solo una questione religiosa, no? di partecipazione ad attività di tipo religioso in chiesa, ma era anche un'educazione ambientale di fondo, quella della CR, quella degli scout, che ci sono ancora chiaramente, ma sono sempre più ridotti come numero. E quindi la scuola non basta più, ci vogliono anche queste agenzie, diciamo così, che facciano un po' da cassa di risonanza delle nozioni che vengono date a scuola, che tra l'altro sono sempre più ridotte, perché le ore di geografia per esempio a scuola sono sempre meno, quindi anche qui abbiamo un problema di sensibilità ambientale che non passa spesso a causa appunto dell'orario ridotto anche di queste materie che si occupano di problemi ambientali. Poi, se devo dire la mia, io credo che sarebbe opportuno per questi giovani un servizio civile obbligatorio che sostituisca il servizio militare, che è stato tolto. E da 20 anni a questa parte non esiste un'occasione per i giovani di fare un servizio civile utile alla società e che proprio ricostruisca e rinforzi le relazioni con la collettività, e altrimenti loro rimangono proprio rinchiusi in queste celle individuali che sono date dai social, dai device digitali, che ovviamente semplificano il loro rapporto col mondo,
loro nascondono dietro a dei click e tolgono complessità alle relazioni, e per questo loro poi si trovano in difficoltà nell'affrontare delle relazioni quotidiane che sono molto più complesse di un video o di un click sulla tastiera. Molto chiaro, la ringrazio dottor Varotto, poi commenteremo anche quello che ha detto i nostri ospiti. Prima abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto auguri a tutti i papà oggi. Bravo. Io oggi faccio anche il compleanno, e così c'è doppio. Auguri allora, da tutti noi. Grazie Mirella. Innanzitutto voglio dire i giovani, vive la sua vita, è il suo momento, non potremo né altri invece insegnarvi. Cosa che insegniamo, grazie Mirella, cosa che insegniamo? Che più di guerre non avremo, ladrocini, dei politici, di tutto. Cosa siamo di insegnare dei più? Il destra è montagne, piste scivilistiche, il destra è la natura, il denaturalizza tutto, perché roba da mangiare sulle piante non è più quella della volta. Ecco, che cosa vuol che ti vuoi che gli insegniamo? Anche a chi vive la sua vita, già il suo momento, gli oratori si usavano nel 50 quando avevamo neanche da mangiare, perché non andavamo in oratorio. Adesso i giovani che la fare la sua vita, da sbattere la testa sulle robe, stare lì a insegnarvi, ma mi sei cretini i giovani, e mi sei colti, anche a massa, abbiamo fatto la quinta anni, qui più importanti che ha fatto la quinta, adesso siete tutti laureati, minimo diplomati, e insegnamenti che abbiamo noi altri, abbiamo 2 mogli, 4 amanti, 7 fratelli, 2 di un papà, 1 dell'altro, ma che insegnamenti sei che sono Dio dare? Sei così, sei frutto di quello che abbiamo creato noi altri. Non vi occorre un scienziato, un psicologo. È la vita che ti sbatti il mondo sulla vita. Mia 10 anni che cominciai a lavorare, va bene, mia a caricare sacchi e farina. Però imparare a guardare, trovare il sistema. E adesso i fiori bisogna che li lasciamo perdere. Nel senso che parliamo solo che mai di fiori. Grazie, basta Rinaldo, se no non riesco ad andare avanti, ho tanti ospiti questa mattina, molto chiaro, auguri ancora da tutta la Sveglia Veneti, grazie caro Rinaldo, i tempi cambiano, qualcuno dice che è un cambiamento epocale, però Presidente Marsiglia, quello che ha detto il dottor Varotto condivido, però noi potremmo fare quello che dice il dottor Varotto, un servizio civile obbligatorio, ma perché non facciamo un'educazione veramente, un'educazione civile, educazione civica attiva? Nel senso, perché non portiamo questi ragazzi all'interno delle associazioni, ne abbiamo talmente tante, possiamo spaziare per renderli loro protagonisti, perché là il problema, loro vogliono essere protagonisti, sbagliano per carità, quando cadono però ci vuole essere qualcuno, un educatore, una persona preparata che li sappia capire, sei caduto ma rialzati che andiamo avanti assieme, ma questo non si fa. I ragazzi non arrivano nel mondo del volontariato da soli e la lezioncina in classe ormai li annoia, sì, ne riesce a prendere 1 o 2, ma alla fine poi se non li abbiamo vuol dire che qualcosa non torna, perché siamo nel 2025, quanti anni è che andiamo a scuola, quante associazioni di volontariato abbiamo e tutte vengono qua, non parte, addirittura dopo il Covid tantissimi sono allontanati addirittura dallo sport. Prego dottor Marsiglia. Allora, ringrazio anche lo spunto del Varotto, ma anche del telespettatore. Cioè, di Rinaldo. Effettivamente quello che ci dobbiamo chiedere come adulti responsabili è il ruolo degli adulti. Noi come adulti portiamo un patrimonio che è frutto di generazioni che dobbiamo saper trasmettere ai giovani. Saper trasmettere ai giovani con il linguaggio dei giovani. Quando noi, lei giustamente dice, i momenti di aggregazione, di associazione del volontariato sono sempre meno e le associazioni sono sempre in difficoltà nell'intercettare la partecipazione dei giovani a livello associativo. Ecco, lì bisogna porsi con un atteggiamento di ascolto verso i giovani e capire quale richiesta di aggregazione ci stanno chiedendo i giovani.
Io seguo anche per conto faccio parte dell'associazione Papa Giovanni XXIII, no? Quindi di Don Oreste Benzi, e quindi gestisco anche per conto dell'associazione quello che è il servizio civile, l'attuale servizio civile. E lì ci rendiamo conto che sta cambiando anche lì la modalità dell'approccio al servizio civile. Però ho la fortuna di toccare con mano la partecipazione dei giovani quando sono proprio calati secondo il loro modello partecipativo. I giovani, non è vero, cioè al di là ora dei paraventi che si mettono sui social e quant'altro, non possono sopprimere il bisogno naturale di aggregazione. E ce l'hanno dentro, bisogna capire e scovarlo questo. Io vedo dei giovani che si impegnano, che hanno tanto da insegnare a noi adulti. E non è vero che tutti i giovani sono uguali. Quindi io sono fiducioso proprio in questo ponte generazionale e siccome il ponte generazionale è fatto sempre da due sponde su cui poggia il ponte, sono convinto che è la responsabilità di noi adulti saper trasmettere determinati valori nelle modalità recettive dei giovani. Noi siamo convinti che i nostri valori sono valori belli, fontanti, dobbiamo cercare di trasmettere il bello di questi valori. Spesso volentieri i giovani sono affascinati dal bello. Quando invece noi come adulti riusciamo a trasmettere in maniera opacizzata questi valori, i giovani non riescono neanche a percepire il bello di questi valori. Allora la responsabilità di noi adulti responsabili è quello di cercare l'incontro con le nuove generazioni, capire la modalità di dialogo con le generazioni e cercare di trasferire il bello di tutti i valori che riteniamo importanti. Beppe Vanzella, è vero quello che dice il dottor Marseglia, però per trasmettere i valori devi trasmettere anche il rispetto, perché senza di quello il valore non arriva. Prima del valore c'è il rispetto della persona, il rispetto di quello che stai vedendo, di quello che stai guardando e soprattutto anche di quello che stai leggendo. Chi sei? Cosa leggi? Cosa fai? Perché si legge così poco? Ma sono tutti sui social, non c'è problema di lei. Com'è la situazione invece dal tuo punto di vista come libraio, anche come scrittore, e soprattutto cosa vedi in questa chicca che abbiamo la fortuna di avere a Treviso, questo negozio, questa libreria meravigliosa che quando entri senti questo profumo che forse avevi dimenticato. Prego Vanzella. Beh, quello che posso dire è che senz'altro, anche riferendomi a quello che dice il dottor Marsiglia, che sono anche i giovani delle volte che devono insegnare qualcosa agli adulti. Forse sarebbe meglio che anche noi porgessimo l'orecchio per prendere queste informazioni o questi grida d'aiuto che ci arrivano. E intanto è da smitizzare il discorso che i giovani non leggono più. Ci sono quelli che non leggono niente e su questo è assodato, però le statistiche dicono che i giovani sono tra quelli che leggono di più. Perché è importante che i giovani leggano? Perché nel momento in cui leggi hai un rapporto con quello su cui ti stai informando oppure su quello in cui ti stai un po' immergendo, un rapporto di simbiosi, cioè tu sei dentro il libro però pensi con il tuo cervello, quello che per esempio internet, la televisione, non parliamo della televisione che per me è il nemico anche se la guardo, e i social ti impediscono di fare, cioè tu vedi, segui, sei esclusivamente uno che sta dall'altra parte e non riesci a mettere del tuo, qualcosa che esce da te. Invece nella lettura tu ti fermi, ripensi, adatti l'informazione che hai avuto con quella che è la tua esperienza personale. Per cui il fatto della lettura è assolutamente importante. Diciamo che il libro a stampa è nato attorno alla metà del 400 ed è stata la prima
grande trasformazione sociale dell'Homo sapiens. Siamo riusciti a costruire questo tipo di civiltà anche in funzione del fatto che Gutenberg creò il libro a stampa, e il fatto di poter avvicinare i giovani alla lettura è un fatto fondamentale. Tra l'altro io, come presidente dell'Associazione Culturale Piccola Atene di Treviso, organizzo il terzo sabato del mese sotto la Loggia dei Cavalieri o sotto la Loggia del Palazzo dei 300 a Treviso, un piccolo mercato del libro raro, antico, introvabile o altro materiale di carta, e ci sono tantissimi giovani, quelli interessati, che arrivano. Magari arriva anche qualcuno che non è che sia particolarmente interessato al libro in sé, però magari può diventare una persona curiosa che si avvicina e per cui riesce ad acquisire informazione, linfa vitale assolutamente importante per quello che gli può permettere di crescere come individuo. Su questo diciamo io non ho dubbi, c'è la possibilità di farlo. Purtroppo anche nel settore dell'editoria viviamo un periodo di massima industrializzazione, per cui il 75% dei libri stampati in Italia oggi sono stampati dalle grandi catene che, diciamo, seguono il profitto esclusivamente, cioè diciamo anche il libro oggi è diventato un prodotto industriale, non è più un prodotto artigianale. Ci sono le piccole case editrici che fanno fatica, che boccheggiano, fanno fatica a tirare avanti, che producono magari saggistica, letteratura, dove nel futuro, io che mi occupo soprattutto di libri rari e antichi, sarà possibile andare a pescare quello che è stato il testimone del nostro tempo, perché logicamente c'è sempre un autore, un saggista che è in avanguardia, che è oltre a quella che è la conoscenza di massa, e sicuramente si troverà tra le piccole, scavando tra le piccole case, i prodotti delle piccole case editrici. Ormai come disse l'antropologo francese Marc Augé, che i centri commerciali, gli aeroporti erano i non luoghi, ormai si può dire che la biblioteca è diventata un non luogo, cioè un luogo dove la gente va e si aggrega, però non trova la possibilità di scoprire emozioni che possono essere legate alla propria crescita. Però bisogna andare oltre, bisogna cercare di capire cosa fare per poter, non dico tornare indietro, ma andare verso un nuovo avanti. Allora andiamo a vedere anche queste foto che ha portato il dottor Varotto. Si parla sempre di libri, queste copertine di libri, ma soprattutto, dottor Varotto, quello che vogliamo capire è cosa si può fare per far capire che invece bisogna anche che qualcuno acceleri per mettere in sicurezza questo ambiente, questo territorio molto fragile, perché parliamo di fragilità, ma quale territorio più fragile del nostro? Lo vediamo anche in questi giorni, eppure la tecnologia ha fatto passi da gigante, anche la ricerca, però bisogna investire in questo. Prego, dottor Varotto, e ci spieghi anche queste copertine dei libri che ha mandato, prego. No, non vedo la copertina, ma... Il giro del mondo nell'Antropocene. Sì, questo è un libro che abbiamo pubblicato con Telmo Pievani e racconta quello che potrebbe succedere se continuiamo a vivere come stiamo vivendo oggi, cioè una totale fusione dei ghiacci. Quest'anno è l'anno internazionale dei ghiacciai, ricordiamolo, e quindi abbiamo immaginato un'Italia nel 2700 con la fusione completa dei ghiacci antartici e ovviamente artici, la Groenlandia, con un innalzamento a livello dei mari di 60 metri, come vedete appunto in questa carta, che vede scomparire praticamente la pianura padana. Treviso ovviamente andrebbe sott'acqua, così come buona parte delle province venete. Questo ci dice che guardando lontano capiamo l'insostenibilità del nostro modello di sviluppo, quindi è un po' una specie di campanello d'allarme che ci dice che dobbiamo ovviamente cambiare rotta. Gli ghiacciai sappiamo tutti che si stanno riducendo rapidamente. Io misuro il ghiacciaio della Marmolada
Voi sapete bene, insomma, che la Marmolada è diventata un po' un simbolo dell'accelerazione della fusione dei ghiacciai, però molti spesso puntano l'attenzione sul ghiacciaio mentre non si rendono conto che le cause e i problemi legati alla scomparsa dei ghiacciai sono molto più lontane dal ghiacciaio stesso, cioè partono da noi sostanzialmente, quindi è su di noi che dobbiamo puntare l'obiettivo. Questo per dire che cosa? Che i libri, tra l'altro, scusami, ricollego un attimo a quello che si diceva, a causa anche della pandemia, anzi per fortuna diciamo così, c'è stato un aumento delle pubblicazioni nel corso degli ultimi 3 anni, cioè se dal 2010 fino al 2020 c'era un calo dei dati, insomma, di libri pubblicati in Italia, nel 2013 erano 63.000, sono diventate nel 2020 54.000 e poi sono schizzate nel 2021 a 85.000 titoli pubblicati ogni anno in Italia, che sono tantissimi. Allora, se è vero che la gente legge sempre di meno, ci si chiede come mai i libri invece sono sempre di più. E può essere che effettivamente tanti comprino il libro ma poi alla fine non lo leggano, questo è anche un altro aspetto importante. Però quello che vorrei dire è questo: secondo me oggi noi dobbiamo cercare di agganciare quegli strumenti di comunicazione veloce che sono i social, che sono appunto i video, insomma tutto il mondo digitale, dobbiamo agganciarli a delle opportunità di approfondimento che siano in qualche modo correlate. E questo è quello che facciamo per esempio con il portale L'Altra Montagna, che è un portale che è nato l'anno scorso e che ha i suoi profili social, i quali ovviamente sintetizzano i contenuti di articoli che invece vanno un po' più in profondità, e questi articoli che vanno in profondità poi si ricollegano a dei libri che approfondiscono ulteriormente. Allora questa catena di trasmissione delle informazioni dalla pillola più semplice all'approfondimento del contenuto può aiutare, diciamo così, a dare profondità all'informazione, altrimenti si rimane sempre un po' in superficie e a livello di slogan. Se allo slogan si connette invece una possibilità di lettura, approfondimento maggiore per scalini progressivi, questo aiuta tutta la comunità a crescere, altrimenti si rimane un po' in balia appunto del grido, dell'urlo, dello strillone di turno che semplifica le cose, e ne abbiamo di strilloni ultimamente, che semplifica le cose, ma questo non fa bene alla conoscenza, perché la conoscenza ha bisogno di approfondimento, ha bisogno di complessità, e quindi è utile appunto cercare di agganciare questi strumenti di informazione che sono pervasivi, che arrivano a tutti e sono molto utili sicuramente, ma bisogna agganciarli a delle occasioni di approfondimento maggiore, ed è questo quello che secondo me dobbiamo cercare di fare. E adesso però dobbiamo cercare di fare cosa? La pubblicità. Leone a Tre Baselle, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, qui hai uno, Mirella, che compra libri e non li legge. Ho la casa piena di libri e non li leggo, cioè ricomincio, poi dopo ce n'è un altro e poi ce n'è un altro e poi ho i campi che ho da fare e non riesco a leggere quello che vorrei. Comunque io adesso ho visto quella mappa dell'Antropocene, mi sembra di aver capito. Sì? Che c'è l'acqua, che la pianura padana era mare Adriatico. Allora ci stiamo tornando a se i ghiacciai si sciolgono, l'acqua salirà e torneremo all'Antropocene, pongo. Allora la mia tesi, come ti ho già detto tante volte, sarebbe quella che noi adesso, visto che abbiamo le tecnologie, tiriamo su l'acqua dal mare. Cioè, se ogni Stato al mondo si impegna di tirare su un po' di acqua ogni giorno, noi compensiamo l'acqua che viene sciolta dai ghiacciai. Così potremo tenere sotto controllo il livello del mare. È la mia idea. Non so, adesso tu hai un esperto là e uno scrittore, magari ci potrebbe scrivere un libro per tenere il livello del mare com'è, che noi ci impegniamo ogni giorno a tirare su un po' di acqua dal mare per combattere la desertificazione,
per portare acqua a quel miliardo di persone che non ha acqua, eccetera, eccetera. Molto chiaro. Aspetta allora che chiediamo subito, grazie Leone, al dottor Varotto come commenta questa proposta di Leone, la mia idea. Prego, dottor Varotto. Beh, c'era una volta Sant'Agostino che diceva che non puoi far stare dentro un guscio di noce tutto il mare, no? È un po' la metafora questa, cioè noi è come se avessimo un guscio di noce rispetto ai fenomeni di innalzamento del livello del mare. Tra l'altro questo però mi dà l'opportunità di dire un'altra cosa, cioè noi possiamo fare tutte le azioni del mondo, però in realtà dobbiamo anche renderci conto del fatto che certe azioni, penso non so alla desalinizzazione dell'acqua o anche solo appunto creare dighe per bloccare l'innalzamento del livello dei mari, ha un costo energetico altissimo e quindi dobbiamo sempre fare i conti con le conseguenze delle nostre azioni e quindi con il bilancio energetico che sta alla base della reale efficacia di queste proposte, diciamo, risolutive. Mi spiace per Leone, ma non è molto praticabile la sua soluzione, se no l'avremmo già. Dottor Varotto, cosa ne pensa lei di queste casse di espansione così contestate qui nella nostra zona, specialmente a Crocetta del Montello, tutta quella zona, perché ci sono i favorevoli e i contrari? Lei cosa ne pensa, dottor Varotto? È un tema complesso anche questo, ho colleghi che si stanno impegnando su questo tema, ovviamente è anche questa una risposta semplice. C'è un problema idraulico che è legato all'aumento degli eventi estremi e quindi dobbiamo tener conto del fatto che ci sono zone a rischio idraulico, ma è chiaro che qui c'è un conflitto tra chi ha usato il fiume in un certo modo, penso alle aree golenali che sono coltivate oggi nella parte bassa, diciamo, del bacino del Piave o gli argini sempre più stretti, e chi deve pagare il conto di questo utilizzo del territorio troppo vicino al fiume è chi invece l'ha lasciato libero di espandersi, cioè le Grave di Ciano in questo caso. Ovviamente, come dire, la soluzione ingegneristica più semplice è questa: arriva troppa acqua, la facciamo diciamo così, la facciamo esondare dove c'è spazio, ma quello spazio non è uno spazio vuoto, è uno spazio pieno di altre cose, pieno di natura, pieno di valenze naturalistiche, pieno anche di un territorio e di una popolazione che comunque ci vive attorno alle Grave e che quindi vede, come dire, trasformato il proprio ambiente di vita. Ancora una volta una soluzione semplice che spesso viene adottata laddove ci sono interessi economici minori. Quindi qui è l'economia e l'ingegneria che comandano rispetto a un approccio complesso che forse dovrebbe anche pensare di ridisegnare, diciamo, l'ambiente fluviale anche a valle delle Grave di Ciano. La ringrazio per quello che ha detto, dottor Varotto, perché la semplicità non fa parte della politica, ma non è quello, è il business, io lo dico sempre. Quando c'è un grande business, purtroppo il buon senso non lo vedi, non lo noti, perché il business è più forte del buon senso, dell'intelligenza di capire che forse si adotti una soluzione più semplice che si può fare, è la cosa naturale. Ma siccome c'è il business, allora devi fare qualcos'altro e devi andare a intaccare quella che la meravigliosa natura ha creato, sì, ed è una cosa incredibile. Io sarò pessimista, ma penso che la cosa sia irreversibile. Ormai siamo andati eccessivamente oltre, non so se riusciremo a tornare indietro e a poter programmare nella salvaguardia dell'ambiente. Non lo so, io mi auguro, ma... Sei pessimista, Giuseppe Vanzella? Sono molto pessimista, sì. Allora andiamo a sentire cosa ha detto anche un'altra persona che parla con le famiglie, andiamo a sentire Bordignon e poi commentiamo col dottor Marseglia. Ci stiamo tagliando il ramo dove siamo sopra il quale siamo seduti, ci stiamo erodendo il terreno dove stiamo coltivando il futuro del Paese. È un grido d'allarme quello lanciato dal presidente del Forum delle associazioni familiari, che ribadisce quanto già commentato sulla costituzione della commissione d'inchiesta della Camera sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica. I dati sulla denatalità ci raccontano che il nostro Paese sta perdendo in termini di competitività e di innovatività. Avere meno giovani nel sistema di impresa ci fa vedere in ritardo rispetto ad altri paesi.
abbiamo plessi con 4-5 classi che per esempio fanno fatica a organizzare percorsi didattici, visite perché sono ridotti in numero, ma ci sarà certamente un impatto anche sulla questione del lavoro attorno alla scuola e a tutti i settori contigui. Famiglie che devono essere rimesse al centro della politica per riorganizzare la società. Bene l'istituzione dell'assegno unico secondo il Forum delle famiglie, ma c'è ancora molto lavoro da fare, come per esempio estenderlo al 100% della quota prevista fino ai 24 anni d'età dei figli. Ci aspettiamo qualcosa e siamo ancora fermi perché c'è una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per quei lavoratori di origine straniera che non hanno titolo per accedere a questo strumento. Noi pensiamo che sia uno strumento ancora fondamentale. Forum che nei giorni scorsi ha partecipato al convegno organizzato dal CNEL sull'innovazione sociale e le politiche familiari, da cui sono emerse numerose proposte. Abbiamo offerto delle proposte di ordine amministrativo, di ordine economico, abbiamo parlato di quoziente famiglia che anche il governo aveva promesso in campagna elettorale, ma ad oggi non ci sono ancora riscontri. Abbiamo parlato di riforma dell'ISEE, che è uno strumento che utilizzano soprattutto i comuni per dare risorse alle famiglie o per valutare l'accesso, ma che è uno strumento iniquo e che deve essere riformato quanto prima. Abbiamo parlato di lavoro, di conciliazione, di lavoro femminile, di giovani. Allora, dottor Marseglia, cosa dice di queste parole di Bordignon, di queste famiglie sempre più schiacciate dal problema economico, veramente stipendi bassi, costo della vita enorme, lavori precari? Prego, dottor Marseglia, e figli che crescono. Allora, sì. Effettivamente quello che dice Adriano è quello che noi ogni giorno portiamo sui tavoli istituzionali, ai vari livelli, quindi a livello nazionale, a livello regionale e poi anche a livello locale. E quello che ribadiamo è che le politiche familiari devono essere integrate, cioè non possono essere fatti interventi spot modello bonus, ma bisogna avere una lungimiranza nelle politiche familiari e tutta l'attività politica che viene fatta deve essere vista con gli occhiali della famiglia. Avere sempre al centro quello che è il nucleo fondante della nostra società, che è la famiglia, che è il nucleo generativo, è quello su quale investire. Allora, noi stiamo sempre riscontrando sempre di più una politica che va verso soluzioni che risolvono l'immediato, quindi risolvere l'emergenza, vivere nell'emergenza. Abbiamo bisogno di uno sguardo che va oltre l'emergenza e investire con la consapevolezza che investire sulla famiglia significa investire sul futuro del paese. Adriano faceva proprio dei riferimenti anche di come la denatalità morde la competitività del sistema paese. Se non ci sono, diciamo, giovani, questo paese a livello anche economico è destinato comunque ad arretrare rispetto a quello che sono le richieste di un'economia globale. Quello che servono alle famiglie sono non tanto risorse bonus spot, ma servono servizi. Cioè servizi che sono strutturali, mediante i quali una famiglia può decidere di creare un progetto nel lungo periodo. Chiedere a dei giovani oggi di fare delle famiglie perché c'è il bonus, diciamo, asili nido, è una cosa meritoria, ma se non abbiamo gli asili nido a livello strutturale, e per cui dico benissimo, faccio dei figli perché so che ci sono gli asili nido, e allora capisce che i giovani dicono perché dovrei farlo. Ma non è, dottor Marseglia, che oltre a questo non c'è il sacrificio di diventare genitore? Perché si diventa genitori a 40, 45 anni? Perché si vuole prima fare quello che si vuole, ecco, perché fare un figlio vuol dire impedire per molti di creare quella persona che tu vuoi, non ce la fai, perciò devi aspettare. Ma è così normale avere figli a 40, 45 anni come sentiamo? Perché poi questi bambini si ritroveranno con dei genitori vecchi. Sì. Allora, io mi ricordo che non è bello, io addirittura ero a scuola e c'era una bambina che si vergognava
anzi 2 erano, che si vergognavano di essere accompagnati dalla nonna, non dalla mamma, perché era vecchia. Cioè non è che sia cambiato tanto, cioè siamo sicuri che questo bambino ha proprio voglia di nascere a 40-45 anni perché prima ho fatto tutte le cose che dovevo fare? Vanzella. Ma io intanto devo dire una cosa relativamente alla famiglia intesa a 360 gradi. A Treviso il 35-33% delle famiglie è formato da una sola persona, per cui quando si parla di famiglie io mi auguro che si possa parlare anche delle famiglie formate da una sola persona, che possono essere anziani ma possono essere anche giovani abbastanza per un qualunque motivo. E dopo, dal punto di vista demografico, bisogna anche dire una cosa che io ho sempre pensato. Io oggi nel giorno del papà o del babbo, io sono uno che figli non li ha mai voluti, ho sposato una donna che non voleva figli e andiamo perfettamente d'accordo, su questo non c'è problema. La caratteristica... Sei sposato una volta solo? Una sola volta. Diciamo perché siccome è una rarità ormai è meglio dirlo, dirlo. E quello che voglio dire è che l'eccessivo sviluppo demografico dipende da 2 questioni. Dipende dalla situazione economica generale, cioè questo storicamente, quando i momenti erano propizi economicamente, la popolazione si ingrandiva, però è anche una caratteristica dei paesi del terzo mondo, cioè nei paesi del terzo mondo hanno una natalità pro capite elevatissima. Qua che stiamo bene fondamentalmente, anche se stiamo peggiorando, abbiamo una natalità che è tendente a un figlio poco più per donna, per cui bisogna anche valutare esattamente queste cose. Io sono uno che per passione si è sempre occupato un po' di demografia dal punto di vista dilettantistico. Oggi siamo a 8 miliardi. Sono previsti nel 2100 circa 12 miliardi di abitanti, per cui tornando a quello che diceva il dottor Varotto, c'è questa liaison che bisogna anche tenere in considerazione. Logicamente valutando le cose a livello dell'immediatezza, cioè di oggi, ben vengano tutti gli aiuti per le famiglie, diciamo, la politica deve occuparsi di questo, non deve solo occuparsi di grandi opere, deve occuparsi, anzi a mio avviso, soprattutto della vita del cittadino qualunque, insomma, in qualche modo, per cui cercare di implementare tutto quello che può essere utile per la famiglia, ecco. Allora io porto i saluti del dottor Varotto, che ha dovuto scollegarsi per impegni naturalmente di lavoro, lo ringraziamo di essere stato con noi. Ecco, andiamo a vedere invece queste immagini che ha portato Vanzella, queste foto che erano la nostra famiglia, ecco, allargata, erano questi personaggi, eccolo qua, che giravano per le piazze, li incontravi spesso ed era anche divertente perché in quel momento tu riuscivi a staccare la spina perché ti divertivi, ecco, non c'era violenza, ecco qua, sì, ecco. Anche se facevi dell'ironia ma non arrivavi alla violenza contro queste fragilità, prego. Sì, prima parlavo di un cambiamento epocale e a me piace parlare relativamente alle immagini che escono da questo mio libro Gente di Treviso. Parlo di un mondo analogico, di quando i contatti tra le persone, tra gli individui erano fatti da contatti diretti, fisici, in ambienti specifici, associazionistici, le agorà, come dico sempre, il centro della città. Adesso stiamo vivendo la grande crisi della città murata di origine medioevale, non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista economico. Quanti negozi si stanno svuotando? Perché? Perché la gente ha imparato a servirsi di altre piattaforme, creando questi non luoghi, internet, i centri commerciali, la città come ambiente pulsante di vita, di emozioni, di storia si sta sfacendo, e anche su questo mi sembra che più che la politica, se posso dire, sia l'intervento del singolo individuo, cioè
bisogna tornare ad avvicinarsi a questi ambienti, a questi rapporti tra le persone fatti di contatti fisici, fatti di assembramenti di persone che hanno qualcosa da dire. Questo era un mondo che è quello che... Erano tutti amici della Mirella questi, sì. Ricordatevi, Beppe lo sa. Ti ringrazio per voler ogni volta sottolineare questo periodo e questo libro, perché appartiene a un mondo che, a mio avviso, per quanto semplice, per quanto povero dal punto di vista culturale, deve essere preso da esempio per poter creare, ritornare a creare un rapporto tra le persone più intenso. L'ultima domanda, poi lasciamo anche Giuseppe Vanzella. Questa esplosione di questa libreria Acqua Alta a Venezia, io quando sono stata poco tempo fa, l'ho detto, ho visto tantissimi giovani, code di giovani che entravano per salire soprattutto su questa scala fatta di libri che erano stati inzuppati dall'acqua e che hanno formato questa scala, e loro si divertivano a salire. Allora cosa vuoi dire? Io voglio dire che intanto io ho un amico che ha lavorato per degli anni là all'Acqua Alta e mi dice che in fondo pochissimi di quelli che entrano in quella libreria entrano per comprare, perché è entrato nel circuito social. Allora la curiosità, la bella libreria. Cioè, secondo te il senso di un libro, anche se io sono uno che libri ne butta via tanti, perché sono tanti che sono inutili, soprattutto la produzione del secondo Novecento, che è straordinaria, stratosferica, cose sorpassate che non hanno senso. Cioè il senso di un libro raro è quello di diventare una scala per guardare il canale che c'è dietro. Cioè il libro ha bisogno di rispetto e ha bisogno anche di avere rispetto il lettore, lo studioso, l'archivista o il semplice lettore per passione, per chi attraverso il libro trova lo stimolo per andare al di là, cioè questo rapporto con la metafisica che ti può avvicinare alla tua realtà, però allo stesso tempo volare oltre. E di questa iniziativa fatta a Miani, di questa associazione che porta queste cassette di libri nei negozi, nei bar, dove tu puoi prenderti un libro, ecco, puoi anche restituirlo, puoi scambiarlo con un altro libro, cosa ne pensi? Io penso che i librai che vivono vendendo i libri ringraziano. Cioè è come vorrei che facessero... Smaltimento, rifiuto libro? Sì, no, ma per carità. Vorrei che facessero la stessa cosa con delle cassette di medicinali messe vicino alle farmacie per vedere se la cosa proprio prende un grande spunto e tutti sono felici. Non sei d'accordo allora? No, non sono d'accordo. Sì, se uno vuole donare ma questo vuol dire sminuire la portata dell'oggetto libro. Vuol dire sminuire, vuol dire anche perché siamo a un passo, cioè tu metti il libro là perché vuoi liberartene, non perché vuoi favorire la lettura, e dopo il passo successivo è la discarica, cioè questo è alla fine. Questo se posso è, permettermi. dice Giuseppe Vanzella, che ringraziamo di essere stato con noi, mentre il presidente Marsiglia rimane ancora qui in pubblicità. Subito un altro graditissimo ospite, che è Severino Dalbò, Confartigianato Impresa Conegliano, che è qui con noi. È rimasto con noi anche il dottor Marco Marsiglia per parlare di famiglia, ma soprattutto parleremo anche di lavoro. Allora Dalbò, cosa ci racconta questa mattina come Confartigianato, ecco, questa associazione, questa impresa che noi conosciamo, che sta cercando anche lei di accelerare su quello che è il mondo nuovo del lavoro, perché bisogna inventarsi pur qualcosa, così non si può andare avanti, e soprattutto cosa dare, come dare la possibilità a questi giovani di rimanere qui, di trovare veramente una soluzione che dia anche un po' continuità a quello che sarà il loro futuro, perché già ne abbiamo pochi, se continuiamo a perderli per vari motivi non è che siamo così felici e contenti. Come vedi la situazione, Dalbò? Beh, l'argomento è molto ampio, possiamo cominciare dal dire com'è la situazione in questo momento dal punto di vista
della piccola e media impresa, che è la spina dorsale della sinistra e destra piave, insomma, parlando della provincia di Treviso, ma allargandoci anche a tutto il Veneto. Sicuramente ci sono dei settori che stanno andando in difficoltà, e in particolar modo la questione della metalmeccanica, perché è legata a tutto il fatto dell'automotive, quindi a quello che sta succedendo sulla transizione dall'endotermico all'elettrico, con la situazione che molte delle nostre aziende della metalmeccanica si trovano a non avere più quelle commesse che arrivavano dal mondo dell'automotive tedesco, e quindi questo è un fatto. L'elemento noi lo misuriamo in associazione anche dal numero di casse integrazioni che registriamo, e i settori sono questi: metalmeccanica, moda, quindi anche tutta la questione del tessile, e in terza battuta anche l'arredo legno. È una situazione congiunturale di crisi. È una situazione che, ripeto, parte un po' dalla metalmeccanica. Si aggiungono tutta la questione delle guerre e, in ultimo, non ultimo, i dazi di queste ultime settimane. Insomma, quindi dal punto di vista dell'economia c'è sicuramente una situazione di incertezza che impedisce alle aziende di investire con una certa sicurezza, e quindi di essere al passo coi tempi e di essere anche competitivi a fronte di eventuali nuove commesse. Diciamo che la provincia di Treviso, rispetto anche al Veneto, è quella che tiene un po' meglio. Insomma, i dati dicono che c'è stato nel 2024 una riduzione del 3,9% per quel che riguarda l'area del manifatturiero metalmeccanico, a fronte di un quasi 10% a livello veneto. Quindi la capacità anche delle aziende di diversificare e di andare a trovare nuovi mercati è un punto fermo. Che è fondamentale questo? Per continuare a far crescere il territorio sicuramente sì, per continuare ad avere gente. Ma questo non è merito del Bo, perché veramente in questo territorio, il famoso ricco nord-est, eravamo in tanti artigiani, tantissimi artigiani, tantissime piccole attività che sono, e io l'ho sempre detto, la spina dorsale del paese. Non c'è niente da fare, sono le multinazionali. Queste hanno fatto grande il paese. Eravamo la quarta potenza mondiale, non per le multinazionali, ma per le nostre piccole e medie imprese. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti, volevo fare una domanda al tuo nuovo ospite. No? Sì? 3 o 4 giorni fa ho letto e ho anche sentito che l'ambasciatore della Germania qua in Italia ha detto che il sud della Germania e il nord-est dell'Italia è una unica zona economica che deve essere sempre più integrata per poter avere ancora più forza per affrontare appunto l'economia a livello globale. Quando ho sentito queste parole mi è venuta da pensare una battuta, no? Tutto il resto è noia, cioè, perché questo è vero, no? Ecco, approfitto della presenza di una persona che è sicuramente addentro all'economia del Veneto per chiedere: quello che ha detto l'ambasciatore della Germania corrisponde al vero? E se è vero, qual è i soggetti economici, istituzionali e politici, amministrativi che può aiutare nel collegare sempre di più il Veneto alla Baviera, per dire proprio, cioè per creare delle sinergie sempre maggiori, per dare possibilità anche appunto alle nostre fabbriche, alla nostra economia di essere più competitiva e anche più moderna, perché penso che rapportarsi con la Germania e viceversa aiuta anche nel modernizzare tutto quanto, ecco, cioè secondo lui, se è vero, e quali che siano i soggetti più importanti nel poter realizzare questo scopo finale. Grazie, buongiorno. Grazie a te Vladimiro, sentiamo come commenta Dal Bo questa telefonata di Vladimiro, se conosci almeno quello che ha detto, lo ha sentito. Non ho sentito le dichiarazioni dell'ambasciatore, però insomma è chiaro che il Veneto in particolare è un'area di subfornitura per tutto il mercato automotive tedesco, quindi sicuramente se la fornitura di un mercato automotive tedesco viene nel Veneto, vuol dire che il Veneto è preparato e pronto a fornire prodotti, servizi, assistenza
all'altezza di quella che è la richiesta di quel mercato là. È chiaro che tutto dipenderà da come andrà l'industria tedesca in questo caso. Primo, le aziende che hanno avuto un calo di questo tipo di mercato hanno dovuto per forza di cose, per mantenere degli standard produttivi, diversificare in altri settori. Vedi veicolo industriale, piuttosto che macchine agricole, piuttosto che altro tipo di componentistica che può andare anche verso elettrodomestici, robot o quant'altro. E quindi dal punto di vista della fornitura di prodotti e servizi ci siamo. Bisogna che ci sia il mercato, quindi se l'automotive tedesco è in crisi, di conseguenza ne risentiamo anche noi. Dico solo che sì, sappiamo tutti quelle che sono state le problematiche della produzione Volkswagen, abbiamo visto i bilanci di BMW e Mercedes ridursi alla grande per quel che riguarda il 2024. L'incertezza di cui parlavo prima è legata un po' a tutto quello che avverrà. Sulle deroghe che si spera ci siano nel 2035, dove è previsto l'addio al motore endotermico, e su che ripresa avranno le grandi aziende dell'automotive. Non è una cosa facile e non è una cosa recuperabile per il semplice motivo che per quest'anno intanto sono previsti delle sanzioni per quelle case che non sono riuscite a produrre mezzi elettrici nei confronti della produzione totale. Misure, sanzioni che mi pare la settimana scorsa stiano per essere riviste dal punto di vista dell'Europa. Chiaro che queste sanzioni, in un momento in cui si vendono meno macchine e c'è meno possibilità di liquidità, va ad intaccare su quella che è la ricerca e la possibilità di mettere nuovi prodotti competitivi nel mercato. Quindi la situazione non è facilmente recuperabile. Però Dalbò, questa incertezza la vive il popolo italiano, le famiglie italiane, le imprese italiane, e con l'incertezza non è un bel sperare. Adesso sono tutti in campagna elettorale, il prossimo anno ci saremo ancora in campagna elettorale perché ci saranno le province, non capisco perché non facciano tutto una volta sola, andiamo una volta sola e basta, ma soprattutto questa incertezza che mette con le spalle al muro il paese. Noi continuiamo a sentire di scioperi importanti, di famiglie che hanno veramente necessità di capire quale sarà il loro futuro. Stiamo parlando di persone che hanno 30, 40, 50 anni. Marsiglia cosa vuole chiedere a Dalbò? Una cosa che veramente preoccupa voi che vi occupate di famiglie, vuol dire lavoro, perché è il lavoro che dà dignità alla famiglia. Prego. Allora, faccio una premessa. Il lavoro è, un elemento importantissimo per la vita delle famiglie, no? Quindi se non c'è lavoro, spesso e volentieri non c'è neanche famiglia, non c'è progetto di vita insieme a una famiglia. E noi cerchiamo sempre delle soluzioni per quanto riguarda l'interlocutore e la parte politica, no? Diciamo, c'è bisogno di interventi a favore della famiglia, ci rivolgiamo alla parte politica. Però, come dicevo prima, la denatalità morde le caviglie anche all'economia, e quindi a questo punto Dalbò la proposta che faccio è: non sempre l'interlocutore può essere soltanto la politica. Noi ci rendiamo conto che in questo momento storico c'è bisogno di fare rete. C'è bisogno di fare rete, quindi la denatalità e le leve per muovere sulla denatalità vanno chieste anche al mondo economico. Insieme ne usciamo fuori. Cioè bisogna arrovellarsi un po' il cervello a livello anche di progetti, di come il mondo politico, il mondo economico e il mondo delle famiglie, poi parlo anche della Chiesa eventualmente perché anche ha il suo ruolo all'interno della Chiesa, facendo rete possiamo aiutare, diciamo, quella cellula che è la famiglia. Allora, nel mondo economico, se il mondo economico vede la denatalità anche come un potenziale nemico, no? Perché, dicevo prima, meno disponibilità lavorative e soprattutto meno disponibilità lavorativa formata, perché noi assistiamo sempre più alla famosa fuga dei cervelli, no? Quindi ne abbiamo parlato prima. Il sistema paese investe, perché investiamo risorse per la formazione,
e sempre più questi giovani sono attratti da paesi esteri. Ci dobbiamo chiedere il perché il nostro sistema paese non è attrattivo né per i nostri giovani né per giovani formati dall'estero. Quindi prima diciamo, nel momento della pubblicità si faceva il discorso sull'immigrazione. È una risorsa che dobbiamo saper valorizzare ed integrare. A volte le risposte ho partecipato agli stati generali della terza età a Vicenza e lì è emerso in maniera proprio preponderante come la società sta cambiando e come, diciamo, nell'immediato, e quindi sta cambiando, e il welfare sarà sempre rivolto verso una fascia di età sempre più avanti, quindi dai 65 anni in poi assorbirà sempre più risorse diciamo, del nostro welfare, come proprio in quella fascia che ha bisogno di assistenza, cioè nell'immediato, quindi parliamo di 5, massimo 10 anni, ci troveremo in un cortocircuito di disponibilità di medici e di infermieri e siamo costretti, perché il nostro sistema di istruzione non è capace di fornire queste figure, di rivolgerci all'estero. Quindi più che non è capace, io sono molto dubbiosa su quello che non siamo capaci, perché la creatività che hanno gli italiani non ce l'ha nessuno. Il problema è che bisogna capire dove qualcuno vuole andare a parare, perché per diventare infermiere bisogna iniziare ad avere una certa passione e la passione devi capire fin da piccolo, iniziare a fare dei percorsi e vedere dove questi ragazzi vogliono andare a parare, ma sei tu che li devi cercare di introdurre in un mondo che loro non conoscono. Bisogna che tocchino con mano questa realtà un po' alla volta per far capire cos'è anche questo mondo del lavoro. Del Bo come commenta le parole? Ma dico che sì, i punti che ha toccato sono fondamentali per il nostro tessuto economico-sociale. In primis mi riferisco alla questione del lavoro e della ricaduta sociale del lavoro, quindi se abbiamo la gente che lavora, abbiamo le imprese che lavorano, ci sono le tasse che vengono riversate nel territorio, c'è welfare e ci sono servizi che il territorio a cui può accedere. L'altro tema è quello della denatalità, che sicuramente questa questione io la chiamo glaciazione demografica. Se pensi, quando io faccio solo un baby boom e quando nascevo io, nascevano in Italia 1.300.000 bebè, l'anno scorso mi sembra che non so se siamo arrivati a 300.000 in Italia. Quindi sono dati incredibili davvero e questo va anche matchato con la questione che diceva poco fa di introdurre dei ragazzi al lavoro, quindi far capire ai ragazzi quali sono i lavori che possono fare, che potrebbero fare e soprattutto che seguano quello che è il loro talento, tenendo conto di quello che il territorio può offrire, perché ci scontriamo sicuramente con un problema di gente che va all'estero e spesso, a volte senza i successi sperati, quindi poi ritornano, e ci troviamo anche di fronte a un problema demografico, perché va sicuramente integrato con altri sistemi. Allora il problema demografico purtroppo anche qui siamo in ritardo, perché Germania e Francia erano nelle stesse nostre condizioni agli inizi degli anni 2000, no? A livello di demografia i numeri erano quelli. Ci sono state delle politiche della natalità e della famiglia che sicuramente hanno introdotto e sono riusciti a mantenere un certo numero di bebè. Anche loro sono in crisi, però quegli 800-900.000 bebè all'anno vengono sfornati, e questo significa investire nel futuro. Questo è. Confartigianato stranieri, andiamo a vedere, poi continuiamo con Dal Bo e con Marsiglia. Andiamo a sentire. La Marca Trevigiana è la prima provincia in Veneto per numero di apprendisti stranieri, sono 2.365, pari al 17,7% del totale, contro una media veneta del 15,9%. Loris Bagliana, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, anticipa i dati della ricerca condotta dall'Associazione su stranieri, lavoro e imprese. Principalmente arrivano dall'Africa, alcuni provengono da paesi
paesi dove devono per forza lasciare le loro case, altri per necessità economiche, altri perché hanno il sogno ovviamente dell'Europa e quindi partono e arrivano nel nostro paese. Spesso ci sono i canali che sono quelli della scuola. L'altra faccia dei giovani di seconda generazione cresciuti nelle scuole trevigiane, istituti professionali capaci di insegnare un mestiere. A me è capitato di parlare con alcune famiglie, si capisce che a volte sono i ragazzi che pretendono e vogliono fare questo tipo di scuola perché hanno nella loro vita il sogno di fare o il falegname o il sarto con tutte poi le classifiche fino ad arrivare poi a fare anche lo stilista casomai. Il Veneto è secondo per tasso di occupazione degli stranieri con il 67,2% contro il 70,9% degli italiani. Le previsioni di assunzione di stranieri da parte delle micro-piccole imprese vedono il Veneto al secondo posto nazionale con 113.160 entrate, pari al 21,5%. Treviso si colloca poco sotto con 16.670 entrate di stranieri. L'apprendistato nelle nostre aziende funziona molto bene proprio perché c'è un percorso scolastico prima e poi ci sono i percorsi che sono finanziati anche dalla Regione Veneto di aggiornamento e quindi questo aiuta molto i ragazzi intanto ad apprendere ed imparare la lingua molto velocemente e poi a stare insieme ad altri ragazzi e questo aiuta la convivenza. I dipendenti stranieri nelle micro e piccole imprese artigiane della Marca coprono il 18% del totale e poi ci sono quelli che una volta imparato il mestiere hanno aperto la loro partita IVA. A Treviso un altro primato, le imprese artigiane guidate da immigrati sono 3.981, anche in questo caso il dato più alto del Veneto. Allora sentiamo cosa dice Dalbò proprio per commentare questo servizio, poi salutiamo anche il Presidente Marseglia che deve lasciarci. Prego Dalbò. Dico che l'immigrazione c'è, quindi regolare, irregolare che sia, e va sicuramente messa a posto. Da un certo punto di vista è una risorsa sicuramente perché molti dei nostri lavori non trovano un corrispondente e quindi è un problema che va gestito. Noi del nostro piccolo siamo riusciti nello scorso anno a organizzare 2 eventi formativi, uno nello Pitergino Mottense e uno a Vittorio Veneto, dove con un corso di formazione si riesce a dare una serie di competenze che sono quelle che le aziende cercano e che questi ragazzi purtroppo non hanno perché non hanno avuto una formazione adeguata e quindi con questo corso di formazione i 2 corsi che sono stati fatti riguardano l'ambito edile, quindi piccoli lavori di manutenzione edile, dalla quale poi può anche scaturire un'offerta di lavoro da parte delle aziende che stanno cercando dei dipendenti. E quindi 2 esperienze virtuose che hanno visto un successo appunto per l'integrazione di ragazzi che sono venuti a vivere in Italia. Ecco, questo avete sentito esperienze aspetto virtuose che sono andate a buon fine. Marseglia, allora in base a quello che ha detto anche Dalbò, il servizio che abbiamo sentito, abbiamo questa possibilità di sfruttare questa occasione che abbiamo di mettere a disposizione anche quella che è lo spazio, quello che è lo spazio per lavorare insegnando. Abbiamo anche delle persone che sanno insegnare, sono ragazzi, io lo dicevo prima, al minimo sanno 2 o 3 lingue, per carità non sapranno usare i nostri strumenti ma imparano anche velocemente perché il loro è un percorso veloce, devono imparare in fretta se vogliono arrivare. Prego Marseglia, poi lo saluto. Grazie Mirella intanto. Faccio un cenno, no? Per quanto è importante e vitale per noi in questo momento fare anche riferimento all'immigrazione. Le faccio un esempio, noi nel 1995, tra il 92 e il 95, il saldo tra nati e morti siamo arrivati allo 0, cioè quindi eravamo sullo stallo. Dal 95 in poi il saldo migratorio ci ha dato una mano per essere ancora come attivi. Bene, dopo la pandemia non abbiamo neanche il supporto dell'immigrazione, quindi dopo la pandemia il saldo
tra nati attivi, cioè tra decessi, nati e migrazione, siamo in recessione, siamo in negativo. Per cui dico che è un'opportunità per la nostra società dover valorizzare questo potenziale. Dobbiamo togliere anche diciamo, la convinzione che dovranno per forza fare lavori umili, no? No, non è detto questo, non è detto per questo, perché è proprio così. Dobbiamo più capire anche, lo dicevo prima, di come il nostro sistema paese può essere recettivo, può essere appetibile dall'esterno, e quindi dobbiamo anche farci una punta al nostro cervello per capire come essere attrattivi, come poter essere anche di riferimento e portare quella immigrazione, tra virgolette, che ci permette anche di essere più competitivi. È una risorsa, la ribadisco, è una risorsa che dobbiamo valorizzare ed integrare, perché finché non siamo capaci di integrarli, queste persone non si sentiranno mai valorizzate. Dottor Marseglia, cos'è la cosa che la preoccupa di più in questo momento? Allora, in questo momento la cosa che mi preoccupa di più su quello che facciamo è che oramai parlo a livello di famiglia e di come la famiglia, no? Gli sviluppi di tutte quelle che sono i modelli statistici, no? da qui al futuro. E quello che mi preoccupa è che di famiglia se ne parla troppo e se ne abusa troppo, no? E quindi è un terreno su cui tutti ci troviamo, forze politiche, economiche, tutto si troviamo, ma il rischio è che si passa un po' nell'assunto, no? Ci vogliono più pietre d'inciampo quotidiane che riportano all'emergenza, no? A questa emergenza che va affrontata con misure shock. Cioè, quando voi facevate riferimento prima a sistemi tipo la Germania e la Francia, loro hanno investito e quindi non c'è bisogno più della coperta corta e dare colpa sempre alla coperta corta economica, non ci sono risorse, perché poi vediamo che altre risorse vengono movimentate e non solo, cioè da sola l'Italia non ne viene fuori, quindi dobbiamo far riferimento all'Europa. Pensare a un PNRR per la famiglia è da pensarci, perché da solo l'Italia non ha risorse. Cercare di sbloccare e di non di svincolare dal patto di stabilità le risorse di investimento per la famiglia è un progetto che va portato avanti, altrimenti le risorse non ce le abbiamo. Come diceva giustamente, se siamo sempre in meno ci saranno sempre meno contributi, meno tasse che pagheremo e la coperta sarà sempre più corta. Quindi quello che mi preoccupa è che effettivamente quando si parla di famiglia su tutti i tavoli istituzionali si parla di famiglia ma in modo fattivo, quindi non soltanto per sentito dire o perché abbiamo parlato di famiglia e abbiamo risolto il problema, no, bisogna fare. Ma non è, dottor Marseglia, che è proprio la famiglia che è in forte crisi, che non ha risposte? Perché io oggi ho un banco solidale aperto e lo dico tutti i giorni ormai. E quello che vedo arrivare le famiglie che con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese. Perché poi quando facciamo i conti, l'affitto o il mutuo, le bollette, il vivere quotidiano, andare al lavoro se ce l'hanno, non riescono proprio ad avere quella prospettiva di dire sono un po' sereno, sono un po' tranquillo. Non esiste più questa tensione continua di sbarcare questo lunario. Ma è possibile che in Italia, e qua lo dico anche ad Albò, lavorando si riesce a rimanere poveri, la maggior parte, cioè lavorando non si riesce veramente ad avere le necessità che quotidianamente incontri. Questo è un fatto molto grave che si ripercuote poi anche a livello psicologico. È una tragedia questa qua, ma come io lavoro e più povero sono, come funziona? Allora io non so se riesce ad aspettare la risposta
Dottor, perfetto. Allora Dalbò cosa dice? No, io volevo riagganciarmi un po' a quello che ha detto il dottor Marcel prima, perché volevo anche sdoganare un po' questa cosa del lavoro umile, perché il lavoro umile ha la sua dignità come tutti gli altri, quindi non è che ci sono lavori di serie A e di serie B, per cui alcuni... d'accordo. Perché insomma adesso anche i ragazzi che frequentano le professionali devono essere visti in maniera diversa da quelli che fanno il liceo o l'istituto tecnico, quindi di lavoro umile lo cambierei, non è un lavoro umile, tutti i lavori hanno la loro dignità. Mi collego a questo per dire anche che in provincia di Treviso, visto che si parla di immigrazione, sapete che il dato è, prima il presidente Baliana lo ha citato a livello numerico, ma una impresa su 4 è una titolarità da straniero, quindi anche questa è una cosa importante da tenere presente una società in evoluzione che cambia pur con tutti i problemi che ci sono. Per quel che riguarda la questione della povertà delle famiglie, è un problema di stipendi, cioè ci sono tutti i tentativi che vengono fatti a livello decontributivo, mi viene a pensare al cuneo fiscale, a altri tentativi, bonus di vario tipo, però finché non si innalza un po' la questione dello stipendio è un problema che permane, insomma, quindi non è di così facile soluzione, insomma. Ma io non sono mica dell'idea Dalbò che non sia di facile soluzione. Il problema è che forse non si riesce a capire qual è la direzione che si deve prendere per fare questo. Noi abbiamo veramente un'evasione fiscale che fa spavento, ma nessuno ne parla, chi se ne frega. Che pagano sono sempre i soliti noti, e lo sappiamo, che sono quelli a reddito fisso. Io mi domando se qualcosa non si può fare, se qualcuno non riesce a capire che bisogna supportare sia la famiglia che il piccolo e medio imprenditore. È là che è il nocciolo della questione. Allora, per fare questo, cosa dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare a prendere i soldi? Ma vi rendete conto che ho avuto il presidente dei medici di base che ha detto che un contributo anche importante, se uno ha necessità di avere una prestazione, viene dato in misura uguale sia al povero che al ricchissimo? Questo non lo dice nessuno, l'ha detto lui. E ha detto: io mi vergogno certe volte, ma gli dico: ma sei sicuro che vuoi prendere questo aiuto? Se mi spetta lo prendo. Ma capisce Dalbò che io che sono nel pezzo, che qua invito tutti, che sento tutti, che faccio fatica a capire che non si può uscire da questa performance, che bisogna capire che chi avrà il coraggio di toccare certi interessi. E là è il grande problema, perché nessuno li vuole toccare. Noi abbiamo cambiato 70 governi, però le cose necessarie, quelle che fanno bene al paese, al cittadino, alle imprese, e chi se ne frega. Guardate, l'artigiano, adesso stanno colpendo anche gli agricoltori, perché anche gli agricoltori sono fortemente in crisi. Allora, operaio, artigiano, agricoltori. Io vorrei chiedere a questi politicanti, no politici, ai politicanti che intenzioni hanno, Marsiglia, perché a sto punto, ecco, devo riflettere. Il mondo del volontariato che gira, come ho detto prima, col commercialista e deve pagare per fare il volontario. E no, io non ci sto, io le dico le cose, ognuno le sente alla propria maniera, ma se continuiamo così, Dalbò sta cercando, noi cerchiamo di mettercela tutta, ma dobbiamo essere anche noi supportati, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Ma lo dice anche lei, Marsiglia, le famiglie per essere supportate devono investire, e allora i soldi si trovano per fare determinate cose. Ma stiamo scherzando? Allora, dove vuole parare anche questo governo? Noi li abbiamo approvati tutti, non posso dire che il popolo italiano non ha provato a cambiare. Il problema è che c'è qualcuno invece che il cambiamento non lo vuole, non lo sente. Pensiamo anche alla legge elettorale, tanto per dirne una. Chi è che vuole cambiare la legge elettorale? Nessuno, perché così le segreterie stanno bene tutte e decidono i famosi re e regine. E noi cosa facciamo? Aspettiamo cosa? Cioè, io cosa dico alla famiglia che viene a prendere la borsa della spesa? Anzi, oggi daremo gli assegni, i vostri assegni da 5 per 1000, oggi riusciremo finalmente a distribuirli per aiutare a pagarsi un affitto, a pagarsi una prestazione.
Si può continuare così? È questo Marsiglia che voglio sentire, questa famiglia umiliata già abbastanza, cioè la umiliamo ancora di più dicendo è sempre colpa tua, hai speso troppo, hai fatto troppe ferie, hai cambiato troppi lavori, è sempre colpa di qualcuno, cioè il cerino passa sempre più debole e più fragile, forse la colpa è da ricercare in qualcos'altro, negli investimenti che non sono stati fatti a tempo debito, o sbaglio? Prego. Sì. Allora, quando prima dicevo che come forum abbiamo la volontà di essere pietra d'inciampo, no? Proprio per riportare sempre il mondo politico a questa consapevolezza. Le famiglie, i redditi delle famiglie su alcune fasce sono sempre in diminuzione. Allora dobbiamo capire come possiamo, a parità di risorse, eventualmente far rimanere qualcosa di in più nelle tasche delle famiglie. Quindi anche negli interventi alle famiglie, non tutti gli interventi sono, noi abbiamo tutti gli interventi fatti alle famiglie si basano sull'ISEE. Oramai, lo diceva prima anche Adriano, è un sistema oramai obsoleto, non rappresenta una fotografia dinamica di quello che è la situazione economica di una famiglia. E ci sono tentativi e noi, diciamo come forum, andrebbe completamente rivisto, ci sarebbero soluzioni alternative, ma questo perché? Per far rimanere sempre più all'interno, diciamo, dello stipendio che arriva sulle famiglie un maggior potere d'acquisto, quindi lo chiamiamo cuneo fiscale, lo chiamiamo, cioè, diciamo che a un certo punto dovremmo far rimanere più soldi nelle famiglie, a disposizione delle famiglie. E tutto quello che è intorno alla famiglia sta avendo degli aumenti. Noi ne abbiamo affrontato anche per quanto riguarda la situazione casa, no? Che è una fetta importantissima per le famiglie. E le famiglie giovani hanno difficoltà nel poter acquistare una casa perché il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito. E il valore delle case dovuto anche alla tecnologia, alla modalità costruttiva è aumentato e quindi sempre più irraggiungibile da parte dei giovani. Ma la difficoltà è che i giovani non trovano neanche affitti adeguati perché? Perché sta cambiando l'albergo diffuso e quindi è sempre più in maniera meritoria, quindi non è stiamo dicendo che ognuno della proprietà privata fa l'interesse privato, però effettivamente servono strumenti anche in questo senso a favore della famiglia, cioè la paura, mettiamo il caso di un privato di affittare un appartamento perché poi non pagano le tasse, va supportata con fondi a garanzia, diciamo, degli affitti non pagati, i mutui non pagati, e quindi quando una giovane famiglia si rivolge a una banca e dicono hai le garanzie perché la tua situazione patrimoniale non è idonea e dice ok, si fa da garante il familiare, no? Quello più prossimo, e dicono sì, però se il mutuo è a 30 anni, quindi è allungato perché per abbassare la rata, molto probabilmente questa garanzia non è più sostenibile, cioè un genitore che ha 50 anni, tra 30 anni ne avrà 80, quindi la banca chiede, quindi a garanzia di questo c'è bisogno che ci siano dei fondi per questo. Tornando al discorso delle famiglie, sempre più famiglie sono povere, e la famiglia è il segnale immediato del cambiamento della società e dello stile della società. O qualsiasi fenomeno che va a cambiare la società interagisce, lo vediamo immediatamente come antenna e come tornaconto lo vediamo sulla famiglia. Per cui quello che lei vede nel suo emporio per quanto riguarda le famiglie e quello che sta facendo per le famiglie è la cartina di tornasole immediata di come sta andando la nostra società. È quello che mi preoccupa, è che si aprono sempre di più banche alimentari. È stato aperto uno a Jesolo anche 2 mesi fa, a Jesolo, per dire. Allora il sindaco ha detto avevi ragione Mirella, adesso tocco con mano quella che è la necessità anche di Jesolo, e capisce che sono veramente molto preoccupata, e se non ci fosse il mondo del volontariato, mettiamo in campo tutte le Caritas, le parrocchie, io non so veramente queste famiglie come riuscirebbero a sopravvivere. Detto questo, ringrazio veramente Marco Marsiglia, Presidente Forum delle Associazioni Familiari della Regione Veneto. Grazie veramente dottor Marsiglia, ci sentiremo anche per il 13 aprile, questa grande manifestazione, le manderò l'invito. Grazie di essere stato con noi. Noi andiamo a vedere Dazi USA Confartigianato. Ah no, okay. È carta.
Vado con questo fuori, giusto? Lunedì alle 12 inizierà ufficialmente il secondo mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli osservatori internazionali già si chiedono quali delle misure annunciate in campagna elettorale metterà in atto per prime. A preoccupare soprattutto i dazi paventati nei mesi scorsi sui prodotti europei. Un rapporto dell'Ufficio Studi di Confartigianato evidenzia come l'Italia rischi di essere tra i paesi maggiormente colpiti dall'applicazione delle imposte. Si calcola che il calo in valore dell'export italiano potrebbe superare gli 11 miliardi, arrivando fino ad un meno 16,8% rispetto ai 66,4 miliardi dell'attuale livello delle nostre esportazioni negli Stati Uniti. Ricadute che si avrebbero anche sull'economia della marca trevigiana, in particolar modo per alcuni prodotti. Sicuramente c'è un aspetto legato all'agroalimentare di cui parlavamo prima che sarà in maniera inevitabile colpito. Ma c'è un altro aspetto che invece porta gli artigiani trevigiani a guardare con positività al futuro e riguarda la produzione di macchinari che realizzano oggetti, produzione particolare sia dal punto di vista dell'ingegno che dell'automazione. Credo che sarà difficile che gli Stati Uniti possano privarsi di un bene che produciamo. Per gli artigiani il 2025 sarà un anno di cambiamenti e di grandi sfide, dai possibili dazi alle tensioni internazionali alle crisi nei mercati europei, con le aziende che saranno chiamate non solo a cercare nuovi sbocchi economici, ma anche a reinventare e diversificare la propria attività. Se io fino a ieri producevo un particolare, una bielletta, una vite, una bulloneria che serviva a un motore endotermico, è chiaro che devo cambiare non solo il settore automotive, ma guardare anche ad altre tipologie di beni costruiti. Allora, questo era un servizio di gennaio. Adesso ci avviciniamo più ad aprile, ormai stiamo terminando anche marzo. Cosa ci dice Dalbò? Come vede la situazione? Leggendo o ascoltando i vari TG abbiamo visto quel che è successo con i primi dazi imposti da Trump a Messico e Canada. Le prime risposte sono state quelle delle borse e sicuramente non sono state positive. Direi di attendere, perché sicuramente è un problema per tutti noi che produciamo ed esportiamo, soprattutto per quelli che hanno la bilancia in attivo come Italia e Germania, in Europa in particolare, e che quindi dovrebbero essere quelli più colpiti dai dazi. Quindi io direi di stare a vedere cosa succede, perché ancora non lo sappiamo quanto saranno e come verrà colpita la nostra nazione da questi dazi. Mi domando, e credo che sarà anche una questione all'ordine del giorno per il popolo americano, faccio l'esempio del vino, che è un prodotto che per noi è molto importante, soprattutto per la sinistra Piave, leggi Prosecco, no? Se dovessero esserci questi dazi su questi beni dell'agroalimentare, chiaramente noi ne verremo colpiti. D'altra parte però l'utente americano, se ha quel tipo di consumo e vuole mantenerlo, deve rivolgersi ad un'altra nazione, perché non è che Napa Valley possa fare il vino per tutti quanti gli americani. Si rivolgerà al Cile, all'Argentina, al Sud America, bene, ci saranno dazi anche lì, quindi alla fine ci sarà anche un aumento dell'inflazione, un aumento dei costi per la gente americana, quindi io credo che ci sono stati fatti degli annunci, delle dichiarazioni, però stiamo a vedere, facciamo l'esempio, l'altro giorno vedevo un servizio, facciamo l'esempio del Messico e del Canada, visto che sono i stati paesi colpiti in primis. Un semplice componente, un pistone di un motore endotermico che è fatto di alluminio, la polvere di alluminio viene prodotta negli Stati Uniti, poi però viene trasformata in barre di alluminio in Canada. In questo passaggio paga un dazio. Dal Canada poi viene in Messico per una successiva lavorazione. Non ci sono dazi, però dal Messico per ritornare negli Stati Uniti paga un altro dazio. Abbiamo Maria Elisa da Marostica, vai Maria Elisa. Pronto? Pronto?
No, non sento, provate a rivedere, grazie. Però, dottor Dalbò, questa incertezza si parlava, prima è un'incertezza veramente che preoccupa, poi nella terza parte sentirete, se riusciamo a contattarlo, una persona che mi ha chiamato ieri che è disperata, ha perso il posto di lavoro, non sa dove andare, c'è un'incertezza nel futuro, sono anche coppie giovani. Ecco, cosa si può dire a queste persone che fanno fatica a capire cos'è la politica? Loro cercano casa, cercano lavoro, cercano magari di avere anche un figlio, ma se queste sono veramente, se questa è l'alba del mattino, non è da pensare. Anche lei ha parlato, bisogna aspettare, vedere, ma è una vita che aspettiamo e più aspettiamo e più poveri diventiamo. Eravamo la quarta potenza mondiale, guardate dove siamo finiti. C'è qualcosa che non va e non è colpa del popolo italiano, è questo che mi preoccupa. Noi comperiamo tutto ormai perché sembra che non riusciamo più a fare niente ed eravamo i primi in assoluto perché abbiamo questa creatività nel DNA che non ce la può togliere nessuno. Eppure è successo questo. Secondo lei la politica, quella che veramente dovrebbe ascoltare queste associazioni e anche i sindacati che stanno cercando di far capire l'importanza dell'ascolto per cercare di uscire dal tunnel, perché qui siamo veramente su un tunnel. Qualcuno dice non bisogna essere pessimisti, bisogna essere ottimisti. Sì, vai a essere ottimisti dopo quello che vedo io oggi o come me tante altre realtà che abbiamo nel territorio. Sto parlando di persone che lavorano, non di barboni, di persone che lavorano. Dalbò. Beh, quello che diceva poco fa sulla questione dei giovani che non riescono oggi a impegnarsi per costruire casa, per costruire famiglia a fronte di una difficoltà economica, è chiaro che, lo ripeto, in questo non è un bellissimo momento causa l'incertezza che stiamo vivendo. E lo ha detto lei prima, la domanda che mi ha fatto, ha dato anche lei la risposta. C'è una questione che è il decisore politico che va a creare delle politiche industriali, delle politiche economiche che dovrebbero cercare di far star meglio tutti i lavoratori, no? Considerando che in Italia sostanzialmente siamo in tre fasce, abbiamo i pensionati, il pubblico e il privato che lavora. E quindi questo è un aspetto. Per quel che riguarda le imprese, le assicuro che dal nostro punto di vista ce la mettiamo tutta, semplicemente il fatto, prima parlavo di bonus, pensiamo a tutte le cose che vengono fatte con il welfare, quindi i vari ticket dal ticket alimentare e via dicendo. Sono cose che vengono in questo periodo cercate dalle aziende proprio per lasciare più soldi in tasca ai loro collaboratori. Quindi, perché? Perché le aziende hanno bisogno di collaboratori, è la prima risorsa per la piccola e media impresa, quella del dipendente, quella del collaboratore, perciò hanno tutto l'interesse affinché il dipendente stia bene, si trovi bene nel posto di lavoro e viva dignitosamente e serenamente nella famiglia. Infatti dei piccoli imprenditori sono diventati loro i garanti per la banca di questo lavoratore che loro hanno, perché come dice lei, se è un buon lavoratore io me lo devo tenere in qualche maniera, devo aiutarlo, perciò hanno capito l'importanza di fare il garante se è una brava persona, perché no? È questo che io voglio far capire questa mattina, che c'è la volontà di aiutare, devi dimostrarmi sono bravo, sei stato bravo, ti aiuto e ti divento garante, perché sennò questo come fa? Abbiamo Luciano da Desenzano del Garda, salutiamo anche Desenzano, prego. Mirella, signore, buongiorno. Buongiorno. Purtroppo, lo sappiamo tutti, la rovina è stata il cambio della lira all'euro, è inutile il 70% dei pensionati prende meno di 1.000 euro al mese e poi pensiamo dal 2001 che è subentrato l'euro, l'inflazione è stata, non so, se il prodotto costava 1.000 lire e un euro sono 2.000 lire e in 20 anni
sono triplicati i prodotti. Faccio 2 esempi, Mirella, scusami. Il notaio, io so benissimo perché 3.000 euro per fare un rogito, adesso sono 3.500 euro. L'assicurazione macchina si pagava sui 2 milioni di lire, si pagava 300.000 lire. Chi pagava l'affitto sui 2 milioni di lire pagava 400-500 e gli rimanevano 1,5 milioni da vivere. Ho amici che hanno venduto la macchina, la pandina hanno venduto, devono mettere in busta paga in 2 o 3 anni a tutti i pensionati e i lavoratori 500-600 euro e sarà ancora poco. Vi saluto, buongiorno, grazie Mirella, buongiorno. Grazie a te caro Luciano, prego Dalbò, come commenta questa telefonata di Luciano? Ma è il grido d'allarme che sentiamo da molto tempo e che ha sempre riferito alla questione dello stipendio che non è all'altezza del costo della vita che abbiamo in Italia, quindi c'è questa difficoltà. Dopodiché l'euro sicuramente ha avuto un impatto importante sul cambio dalla lira all'euro. È vero che poi però in certe situazioni ci ha anche tenuto una moneta più stabile, quindi nelle varie situazioni di difficoltà, di spread nei confronti di questioni economico-finanziarie internazionali, probabilmente essendo una moneta più forte ci ha messo a riparo da altre speculazioni. Insomma, è chiaro che di base, di fondo, c'è il problema del costo della vita rispetto allo stipendio, come abbiamo detto poco fa. Allora, oltre a parlare di questo, io vorrei parlare con lei Dalbò anche di formazione e di burocrazia, perché la burocrazia ci sta uccidendo, non ne veniamo più fuori, sempre più carte. Ecco, veramente invece di sburocratizzare, guarda come siamo presi tutti quanti, dal più piccolo al più grande, e soprattutto l'importanza della formazione. Ecco, questa scuola di formazione, lei parlava prima di meccanica, io vedo molti ragazzi invece che sono veramente intrigati dalla meccanica, sono interessati a questo, basta vedere la robotica come funziona. Ecco, perché si investe così poco nella formazione, Dalbò? Ma la questione formativa è una questione fondamentale per il futuro del Paese e lo è da sempre. Noi siamo convinti, lo dicevamo prima, che guardare ai mestieri che sono apparentemente meno appetibili da parte di ragazzi sia un luogo comune, e quindi quello che facciamo è quello di coinvolgere le scuole, andare nelle scuole con una serie di iniziative per spiegare ai ragazzi quali sono le opportunità che i nostri mondi offrono, perché spesso possono essere travisati da luoghi comuni, come dicevo prima. Prima è stato l'esempio eclatante quando, senza volerlo, si è detto un lavoro umile per gli immigrati. No, cioè, i lavori sono tutti dignitosi, non si possono fare delle distinzioni di questo tipo. Ecco che oggi andare a fare uno di questi tipi di lavori, lo sapete meglio di me, parliamo di un elettricista, parliamo di un idraulico, parliamo anche della falegnameria che abbiamo visto prima, sono lavori che devono avere una sapienza, un trasferimento di competenze, e che oggi hanno il valore aggiunto di essere innervate da questioni tecnologiche, innovative, digitali, che un tempo non c'erano, perché non c'erano queste tecnologie. Quindi i lavori si stanno trasformando e stanno nascendo anche nuovi lavori. Quello che stiamo facendo è quello di andare nelle scuole, non per fare l'orientamento scolastico, che non è un nostro compito, non essendo strutture formative, però fare un'informazione. Quell'informazione e quella conoscenza che dovrebbe essere poi trasferita al bar, in parrocchia, nel campetto di calcio, dove se uno va a fare l'idraulico non ha da essere da meno dell'avvocato piuttosto che del commercialista o piuttosto del medico, insomma. Quindi, ma questa è la colpa delle famiglie e dei genitori, perché di mentalità che dobbiamo anche cambiare con queste... Che si è fossilizzata. D'altra parte, se noi abbiamo un territorio forte, lo dobbiamo, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale, lo dobbiamo proprio alla vocazione manifatturiera del trevigiano, che
è riuscito a creare lavoro, aziende e quindi ad essere attrattiva per gente che viene a lavorare. Questo non vuol dire che oggi bisogna essere ancora più attrattivi per riuscire a trattenere i giovani qui e per portarli a lavorare nelle nostre aziende. Ma io mi domando, l'artigiano medio come fa con questa burocrazia? O lavora o sta in ufficio, perché diventa sempre di più. Sì, ci sono le associazioni, ma gran parte la deve fare anche lui e qui qualcuno non dice niente, c'è un silenzio assoluto. Come fa da solo a rimanere nel mercato e fare tutte queste cose sempre più complicate, che almeno facessero delle cose semplici, ma sempre più complicate? E uno come deve fare? Devi stare nel mercato. Sì, ma come faccio a rimanere nel mercato se tu mi crei sempre dei problemi, mi metti sempre dei paletti importanti? E come mi supporti? Oltre a crearmi il problema, non mi supporti. E allora ci sono le associazioni, ma sono in grado di essere ascoltate per veramente riuscire a risolvere i problemi quotidiani che voi sentite dai vostri iscritti? Una delle nostre mission è proprio questa, quella di riuscire ad essere, per quel che è possibile, dare il massimo aiuto per togliere carte dall'ufficio del capannone, dall'ufficio dell'officina, per far lavorare artigiani e collaboratori. Questo è uno delle nostre mission, quindi riuscire a dare un aiuto in questo senso lo dobbiamo fare. È chiaro che per quel che riguarda la sburocratizzazione arriviamo a fin lì, cioè il nostro presidio della normativa, quando esce o quando ci sono nuove norme, è frutto di una contrattazione che a volte ci ascoltano, a volte no, ma noi abbiamo ogni giorno siamo nei vari ministeri con i nostri funzionari per portare avanti le istanze degli artigiani. Arriviamo fin dove possiamo, probabilmente essere più uniti anche da parte delle associazioni potrebbe aiutare ad avere la voce un po' più grossa. Insomma, a volte si dice, con tutti i lavoratori che rappresentate dovreste essere ascoltati un po' di più. E ce la mettiamo tutta per farlo e a volte ci riusciamo, a volte ci sono delle piccole vittorie sindacali e a volte non ci arriviamo. Insomma. Abbiamo Mantova in linea con Stefano. Ciao Stefano. Stefano? Pronto? Stefano, mi dicono che ci sei ma io non ti sento. Non lo sento, però dottor Delbo, è anche da capire, come dice lei, in politica contano i numeri, voi avete i numeri perché i numeri ci sono, non c'è niente da dire, il problema è riuscire a unire i numeri, perché più numeri hai e più sei ascoltato. E questo lo diciamo perché adesso abbiamo la fortuna di avere noi il coltello dalla parte del manico, nel senso, almeno sembra che ce l'abbiamo noi, perché hanno bisogno del voto. Hanno bisogno del voto, allora cercano di essere in tutto, dappertutto e dire di sì a tutti. Quello che io vorrei capire invece se riescono a capire l'importanza di questa figura che è l'artigiano. Ecco, voi veramente mi complimento, Delbo ce la state mettendo tutta per cercare appunto di snellire questa burocrazia, di prendervi voi questa patata bollente perché non ne veniamo fuori. Però è anche difficile nonostante questo rimanere a galla perché ci sono queste multinazionali che continuano a premere. Ecco, cosa vorrebbe chiedere? Ecco, in un momento anche molto particolare per il mondo produttivo anche del nostro territorio e non solo, alla politica. Ecco, dove dovrebbe intervenire per prima cosa? Come dicevo prima al Presidente Marsiglia, quello che la preoccupa di più Delbo. Quello che mi preoccupa di più è che a fronte di quelle che sono le crisi oggi, vuoi della metalmeccanica, vuoi del commercio andando a guardare un'altra famiglia, poi ci sono anche dei settori che navigano meglio, però sono dei cicli che stagionali nell'arco del decennio. Quello che mi preoccupa di più è che a fronte di queste crisi, se la questione della tassazione e la questione di balzelli di vario tipo non vengono ridimensionati, minano un po' la tenuta dell'impresa. Non è un caso se
abbiamo più cessazioni di attività piuttosto che nascita di nuove imprese, perché se fosse così facile o così ben remunerato, sicuramente ci sarebbe la fila, come poteva essere negli anni 70, in cui c'è stato l'exploit di quello che è il mondo dell'artigianato, delle partite IVA e delle piccole imprese. Quindi questo è un aspetto importante. Insomma, l'altro giorno mi sembrava parlavate anche voi della polizza sulle catastrofali, e anche questo diventa un altro costo da aggiungere rispetto a quelli che già ci sono. Quindi un'attenzione per quel che è la piccola e media impresa, che è il 98% delle imprese italiane, fino ai 200 dipendenti, il resto è grande industria, è doverosa. È chiaro che abbiamo bisogno di una grande impresa, perché spesso produce quella filiera di PMI che poi sostengono la fornitura della grande impresa e la sostengono dal punto di vista dei servizi e dal punto di vista della fornitura di beni. E quindi è chiaro che c'è bisogno della grande impresa. Però bisogna considerare che la PMI non delocalizza, riversa le tasse nel territorio, fa tenuta sociale per i lavoratori che restano nel territorio, evita lo spopolamento delle zone e quindi se viene a mancare questa è un grande problema per la tenuta sociale di tutto il Paese. Purtroppo è proprio vero quello che dice, adesso vedremo cosa decideranno i grandi della terra, che li abbiamo anche noi. Dicevo anche che, come mi permetto di interromperla, che come associazione, visto che prima avevamo cominciato il discorso della formazione, sulle scuole noi andremo proprio fine settimana a presentare un'azione che è stata fatta dall'associazione e dalle imprese nei confronti della scuola, un'azione di responsabilità sociale dell'impresa nei confronti della comunità civile. Quindi venerdì presenteremo una donazione che è stata fatta presso l'Istituto Tecnico e l'Istituto Professionale Itis Galilei di Conegliano, dove a fronte del mancato rinnovo da parte delle officine macchine utensili, delle macchine utensili a norma e adeguate a quelle che sono oggi le aspettative delle aziende nei confronti dei giovani preparati, abbiamo donato 6 torni paralleli con questa innovazione sul controllo digitale. Vediamo le foto, mi chiedono se sono queste, eccolo qua, sì, sono queste, prego. Questo è il laboratorio Officina Macchine Utensili dell'Itis Galilei di Conegliano, e da qualche anno le macchine che lavoravano non erano più adeguate, quindi nelle frequentazioni con il consiglio d'istituto della scuola, nei vari progetti che abbiamo avuto modo di portare avanti con le scuole, ci è stato chiesto un aiuto da questo punto di vista e siamo riusciti a mettere insieme un pool di aziende che hanno donato queste macchine, che sono andate a sostituire quelle obsolete che sono anche più sicure. Parliamo di sicurezza sul lavoro, e allora hanno la normativa attuale adeguata a quella che è la sicurezza, e sono macchine che trovano una corrispondenza in quella che è oggi la richiesta delle aziende che troviamo fuori, insomma. Anche perché la sicurezza del lavoro è veramente i numeri che abbiamo, perciò è fondamentale, perciò avete capito che veramente stanno cercando di mettercela tutta, come ho detto prima, questa Confartigianato, per dare anche sicurezza a questi lavori e soprattutto a queste persone che adoperano queste macchine. Io sono dell'idea che abbiamo dei giovani molto preparati, questo, ecco, loro riescono veramente ad avere quel passo in più, quell'energia in più per arrivare veramente ad avere anche loro stessi la sicurezza se la macchina è di ultima generazione. Questo sono convinta. Grazie veramente a Severino Dalbò, Confartigianato Imprese Conegliano, di essere stato con noi. Buon lavoro, pubblicità. Bene.
Giocare un ruolo fondamentale perché credo che sia importante recuperare i mestieri antichi, ma soprattutto tutta quella parte del nostro mondo del lavoro che parla di creatività, innovazione all'insegna della tradizione. Io credo che possa servire moltissimo, soprattutto come stimolo per i ragazzi, per le giovani generazioni, che attraverso il recupero di quelle che sono tradizioni antiche, ma con sicuramente anche tanta innovazione in sé, possano poi comprendere immediatamente che cosa la formazione e il lavoro possono fare nel costruire un percorso di vita sicuramente anche stimolante, perché l'Italia è ovviamente il paese che ha l'emblema della bellezza in mille sfaccettature, che soprattutto è conosciuta nel mondo per la bellezza e per la creatività, ed essere depositari di tradizioni antiche vuol dire anche poterle poi trasferire in un futuro. C'è un mercato importante, c'è soprattutto la possibilità di creare delle aziende artigiane che poi possano sviluppare e anche dare delle possibilità di lavoro a tanti, non solo a tanti ragazzi che magari possono essere i figli dei nostri artigiani, ma invece dare tanto lavoro a tante altre persone che possono innamorarsi di questo percorso. Noi stiamo lavorando molto sul fronte della formazione professionale perché possa essere anche uno strumento e un percorso formativo che valorizzi non solo le produzioni locali, quindi i distretti e i territori, ma che possa essere poi un buon collegamento col mondo del lavoro e soprattutto anche con tutta la formazione tecnica superiore e anche quelle che noi poi chiamiamo i percorsi di laurea tecnica e i percorsi di laurea STEM. Senta, alcune associazioni di categoria qui in Veneto hanno predetto che tra pochissimo ci saranno più posti di lavoro che occupabili, nel senso che c'è quello di cui si è parlato anche prima, un calo delle nascite che inizia a farsi sentire adesso. Il calo delle nascite certamente inizia a farsi sentire, però in questo momento abbiamo sicuramente la possibilità di offrire invece un modo migliore per mettere insieme in modo proficuo l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Sappiamo che abbiamo i posti di lavoro, che c'è difficoltà e quindi c'è una difficoltà di reperibilità dei lavoratori, ma questo attiene anche alla difficoltà di far viaggiare le informazioni. Non è un caso che la nuova piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativo abbia non solo la modalità con cui gestire il nuovo supporto per la formazione di lavoro per i soggetti in condizione di occupabilità, siano essi ex percettori di reddito di cittadinanza oppure soggetti che hanno le caratteristiche per usufruire del nuovo supporto, però c'è oltre a questo anche una parte della piattaforma in cui le agenzie private per il lavoro e i centri per l'impiego pubblicano le vacancy, pubblicano le offerte di lavoro. Parole, 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 com'è la canzone Dottor Rosato, che saluto veramente, sì. Sergio Rosato, esperto in politiche sociali, saluto anche Florio Favero, consigliere comunale della Lega Portogruaro, grazie anche a lei Florio di essere qui con noi. Buongiorno. Grazie veramente, sentiamolo Rosato, abbiamo sentito parole, tutto bene, tutto funziona, si può fare, si può migliorare, ma alla fine... No, ma soprattutto quello che sorprende è che sono parole vecchie, cioè con le spalle rovesciate, cioè invece di guardare avanti stiamo ancora guardando indietro, l'incontro domanda-offerta, la formazione professionale, che sono strumenti, non sono strategie, non sono politiche. Cioè tu non mi devi dire che fai la formazione, che migliori i sistemi di cose, mi devi dire quali attività fai, eccetera. E secondo me quello che manca è non aver capito che ci sta verificando uno sconvolgimento nel mercato del lavoro di tutte le componenti, di quelle occupate, dei disoccupati, dei giovani, degli anziani, eccetera,
che è dovuta a tanti fattori, però quello che manca sono appunto delle riflessioni a livello di territori, perché i territori sono ognuno diverso dagli altri, una regia che comincia ad affrontare questi problemi con una visione unitaria. Faccio un esempio. Adesso ci sono tanti settori in cui le aziende, più che altro nel terziario, nei servizi alla persona, servizi sociosanitari, che cominciano a constatare la carenza di personale, la possibilità che hanno molti di scegliere tra un'attività e l'altra sempre di basse retribuzioni, eccetera, e nessuno si preoccupa di capire che cosa bisogna fare per prepararsi al momento in cui, quindi aspettiamo che il bisogno diventi emergenza e che quindi poi l'emergenza, come viene affrontata sempre con le parole, con le solite parole. Stiamo facendo questo, nessuno misura i risultati di quello che fa. Ecco, questo è sul piano generale. Rispetto a quello che in particolare, per esempio al settore dell'artigianato artistico, eccetera, ma è evidente che ormai si tratta appunto di settori in cui le competenze, le attività venivano tramandate all'interno, eccetera, e lì non è che mancano i lavoratori, manca il ricambio sugli artigiani. Che è un'altra cosa. Sentiamo, quindi, dobbiamo correre, poi torniamo, dottor Rosato, sentiamo anche cosa ne pensa Florio di quello che ha detto il dottor Rosato. Lei è consigliere comunale Lega a Portogruaro, ecco, in quel di Portogruaro come va, Florio? Allora, il nostro nord-est un po' si sta svegliando su questo settore, anche se non basta quello che facciamo. E sul campo della formazione, la formazione la consideriamo la base per poter far crescere il nostro territorio. Abbiamo tutti gli istituti, come sapete, abbiamo 2 università, una infermieristica e l'altra formazione pedagogica, e abbiamo l'ITS che ha meccatronica, e quest'anno con la Confapi stiamo cercando di far aprire, e l'apriremo a settembre, un settore per la logistica, dove ci crediamo talmente tanto che stiamo spingendo da una parte per l'interporto, dall'altra parte per le infrastrutture. Il nostro mondo, da sindaco ho capito, è ormai coperto da demagogia e burocrazia, e su questo, come diceva anche Zaia, dobbiamo cercare di cambiare perché c'è la scelta, dobbiamo cambiare per scelta, e se non cambiamo per scelta dobbiamo cambiare per necessità. Non abbiamo più vie, i nostri figli stanno andando all'estero, tanti stanno andando all'estero, non dico tutti, il mio sicuramente e l'ho perso, però da questo punto di vista dobbiamo concentrarci nel nostro territorio per far crescere infrastrutture, formazione, come dicevo, e far sì che i nostri figli crescano. Fabio, mi dispiace dirlo, lo sa che ho avuto ospite tempo fa un assessore regionale che mi ha contraddetto dicendo non è vero che i giovani vanno all'estero? Lei strapuzza gli occhi, però io le dico quello che è, no, siccome lei sta dicendo è anche il mio figlio, infatti io sono rimasta veramente sbigottita rispetto a queste dichiarazioni, perché se i numeri sono numeri, capisce che il mondo dei giovani non può più aspettare, ha bisogno, ecco, di risposte immediate. Il lavoro è la dignità della persona, è il rispetto di anche il mio percorso che ho fatto di studi, Rosato, ecco, bisogna pur cercare di capire anche che dobbiamo rispettare anche questo percorso di studio di questi ragazzi. Non è possibile, io cito sempre questa mia amica, lo stesso lavoro di farmacista, ecco, e di ricercatrice qui in Italia 2.000 euro, in Germania 5.000 euro con alloggio. Capite bene che i numeri non tornano, sfido io che vanno via, prego, qui non trovano neppure la casa anche lavorando. Lei ha toccato 2 punti. Allora, il primo punto è che noi li facciamo arrivare al presentarsi al mercato del lavoro troppo tardi, cioè abbiamo un percorso di studi inutilmente troppo lungo, e questo comporta che abbiamo creato questa prima handicap per i giovani, cioè quando si presentano sul mercato del lavoro hanno bisogno
non possono accettare il salario di primo ingresso, la retribuzione di primo ingresso, hanno bisogno già di avere la loro indipendenza. Questa indipendenza noi non gliela garantiamo sotto 3 aspetti. Il fatto che appunto le retribuzioni non sono adeguate a tutto quello che hanno investito durante il periodo di studi. La seconda cosa, che è molto concentrato, quelle attività sono concentrate nelle città, nelle realtà in cui ci sono ovviamente prezzi degli affitti carissimi, ci sono difficoltà per i servizi, e questo comporta i trasporti eccetera, e questo comporta che ovviamente chi è organizzato meglio di noi ce li porta via. Fermo, perché dobbiamo vedere un altro servizio, poi continuiamo, devo correre perché il tempo è tiranno. Andiamo a vedere questi dati sportello sociale e poi ne parleremo anche con Florio Favero. La solitudine, il disagio di non aver immediatamente risposte hanno fatto sì che abbiamo creato questo sportello, e questo sportello in un anno ha dato dei risultati egregi rispetto a quello che manca. 872 persone raggiunte in un anno, intercettate attraverso le banche dati della CGIL e contattate. Persone che senza l'aiuto dello sportello sociale, che oggi rendiconta un anno di attività, non avrebbero potuto godere di benefici di cui avrebbero avuto diritto. Benefici come la carta acquisti, 89 quelle erogate, le impegnative di cura domiciliare, 210 in tutto quelle ottenute, contributi d'affitto, esenzioni di ticket sanitari e bonus economici di vario tipo. Tutti quelli che sono i bonus per l'invalidità, per la non autosufficienza, per chiaramente aiutare il sostegno del reddito delle famiglie. E pertanto questo chiaramente prevede un'analisi attraverso la verifica di requisiti che devono avere, specialmente legati a verbali di invalidità, a ISEE, per poter acquisire questi bonus che possono dare alla persona e alla famiglia dignità e rispetto. 14 gli sportelli attivati quest'anno, l'obiettivo è aprire anche gli ultimi 4 nelle 4 sedi territoriali in cui ad oggi mancherebbero: Paese, Crocetta del Montello, Valdobbiadene e Roncade. Noi di solito lo stato di bisogno lo vediamo sempre più rivolto verso le anziane, ma ci sono anche tante famiglie, tanti giovani che veramente hanno chiesto aiuto nei nostri uffici, hanno trovato persone disposte ad ascoltarle e a cercare soluzioni assieme a loro. 25 pensionati volontari hanno affrontato un percorso di formazione per poter operare allo sportello. A loro il compito di ascoltare prima di tutto, poi capire ed indirizzare persone che così hanno potuto rivolgersi ai servizi sociali e territoriali, consapevoli dei loro bisogni, sì, ma anche dei loro diritti. Se a livello centrale tagliano i trasferimenti ai comuni, immediatamente quei servizi che noi chiediamo e che magari prima c'erano, adesso non ci saranno più. Ma la cosa più importante che io ho notato è la necessità di fare rete fra tutti. Allora sentiamo anche Florio Favero, lei è stato già sindaco come ha detto, perciò conosce veramente il problema e i temi da affrontare. Prego Florio. Allora, su questo è un campo vasto, importante. È vero che dobbiamo essere attenti in primis alle persone in difficoltà e quindi tutti gli sportelli sono utili per poterli aiutare. Il problema è che dobbiamo andare in parallelo con le attività e con le persone che non sono in difficoltà e che possono aiutare quelle che sono in difficoltà. Negli ultimi decenni la cultura del degrado nei confronti delle attività produttive, commercianti, artigiani, imprenditori sono dei, non dico ladri, ma sono delle persone che ne approfittano sul nostro mondo, non è più concepibile. Noi dobbiamo creare tutti i presupposti perché i commercianti, gli artigiani e gli industriali possano lavorare bene con grandi profitti da riversare nel territorio. Questo dobbiamo fare. Altrimenti rischiamo che, anche se ci sono dei tagli, perché è vero, lo Stato per esempio ha tagliato 50.000 euro quest'anno al comune di Portogruaro. Nessun problema, i soldi i comuni li hanno, l'importante è che quando si siedono in giunta decidano quali sono le priorità e dove mettere i soldi. Perché non è vero che se si tagliano 50.000 euro va in distruzione il campo sociale.
il campo sociale deve avere la sua priorità, ma dall'altra parte, in parallelo, ripeto, deve avere maggiore attenzione l'attività produttiva. Però Favero, voi proprio come politica, come Lega, siete stati al governo tanti anni, avete sempre ricoperto dei ruoli importanti e noi ci ritroviamo nel 2025 che Florio Favero dice come mai allora Rosato, come commenta le parole di Rosato? No, io di Favero? Ovviamente credo che sia un problema di come è impostato il sistema socioassistenziale. Mi spiego, in questi casi, nei casi gravi di cui anche si è parlato prima eccetera, la Costituzione dice che il cittadino, la persona, ha diritto all'assistenza sociosanitaria gratuita. Ha diritto, ma il diritto vuol dire anche che questo diritto non sia scritto sull'acqua, ma sia fruibile. E allora qui scatta la responsabilità di chi è chiamato a organizzare questo servizio, a dare questa prestazione, a dare questo aiuto, che deve essere obbligato a darlo, non è una sua discrezionalità. Allora mi si dice sì, ma non ci sono le risorse. E no, allora in questo caso tu devi fare una scelta politica e mettere le risorse sui diritti e toglierle dove non ci sono diritti, perché i diritti fondamentali hanno la priorità. Io ho lavorato a una legge sul caregiver familiare delle persone non autosufficienti, gravi, gravissime, e questa legge prevede che ci sia il riconoscimento e un titolo esigibile giuridicamente, parole molto semplici. Io a quel punto, chi è responsabile? Il servizio sociosanitario. Io ho la possibilità di chiedere in maniera giuridica coattiva che quel servizio mi sia dato, mi sia organizzato, perché se no non se ne viene fuori. Poi si utilizzano strumenti, l'ISEE, la valutazione, la discrezionalità eccetera, e questo che cosa comporta? Comporta poi che tutte le come si dice, anomalie che ci sono nell'altro campo, chi dichiara, chi ha redditi fissi e fuori dall'ISEE, chi invece in qualche modo li camuffa, entra nell'ISEE, si creano ingiustizie. Sì, ma per fare questo vuol dire che qualcuno ti permette di farlo. Ma permette di farlo, però diciamo, bisogna stroncare la cosa alla radice. Cioè, la valutazione deve essere diciamo, molto ma molto legata al bisogno, alla necessità che quel bisogno sia soddisfatto e garantito da un servizio, da una Favero, prestazione. come commenta le parole di Rosato? Eppure questa politica dovrebbe intervenire, perché le leggi vengono fatte in Parlamento, ma la Costituzione è chiara, ma se poi non si applica, che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Anche voi, lei è stato sindaco, io li vedo in grossa difficoltà, a parte qualche raro caso che dico veniamo a stare tutti da lei, perché se va così bene è meglio che ci trasferiamo e andiamo su quel comune, ma ne vedo veramente pochissimi come mosche bianche. Anzi, l'altro giorno ne ho avuto uno, ha detto io non ce la faccio più, quasi quasi mollo tutto perché è impossibile andare avanti. Lei come vede la situazione, Favero? Noi nel mandamento nostro non so se posso dire che siamo quasi un'isola felice, però dal punto di vista sanitario abbiamo il settore che ha un'efficacia altissima, eccellente. Siamo capofila di una conferenza dei sindaci sociosanitaria di 21 comuni. Spendiamo sul sociosanitario più di tutti gli altri settori, 5-6 milioni ogni anno su 35-40. La risposta del territorio è positiva. Ovvio che sulla sanità ci sono delle difficoltà puntuali, ma non possiamo mai generalizzare. È inutile puntare sempre la spada contro la sanità per fare anche politica, perché dopo alla fine non è che il Veneto andiamo male su tanti settori, ma sulla sanità siamo primi in tutto. Dice Zaia quando viene a Portoruaro, siamo primo sugli investimenti, sulle attività che facciamo negli ospedali, sulle risultanze dai dati. Alla fine, certo, possiamo anche trovare e cercare di migliorare,
ma dobbiamo migliorare anche con saggezza e cercando, come dice lei, di sburocratizzare. La malattia del Veneto e quindi dell'Italia è la burocrazia. Burocrazia, eccessivo potere della pubblica amministrazione con l'improduttività delle forme. Cioè, dopo alla fine noi produciamo, ma il panettiere perde 5 ore al giorno per far carte e non per far pane. L'abbiamo detto anche prima. Abbiamo in linea Omar. Ciao Omar, prego. Ciao Mirella. Io sono qua per strada, purtroppo dopo aver perso il lavoro al mercato della frutta, che ci hanno buttato in mezzo a una strada, e non so più cosa fare. Stiamo vivendo per strada da giorno in giorno. Tu sei da dove chiami, Omar? Scusa, non ho sentito. Da dove chiami? Ti sto chiamando, sto facendo la spola tra Padova e Vicenza per dormire in treno. Ma cos'è successo? Dove lavoravi? Tu hai detto al mercato, ma con una cooperativa? Con la cooperativa di Naica Maxi Frutta. E dopo cos'è successo? Allora cos'è successo? Ci hanno lasciato a casa dalla mattina alla sera tutti quanti. Ma Non tutti so quanti cosa sia oppure hanno successo, tenuto altre persone? Sì, anche altre persone, i più freschi che eravamo dentro ci hanno lasciati a casa tutti. E tu a chi ti sei rivolto per vedere di trovarvi una soluzione? Mi sono rivolto dappertutto e tutti quanti, mi sono rivolto al comune di Padova, mi sono rivolto al comune di Vicenza e tutti quanti se ne fregano e ti lasciano qua per strada. Ma tu non hai neppure una casa, Omar? Niente, sto dormendo per strada con la compagna che addirittura è invalida, lei è l'80%, e gli hanno anche tolto la pensione di invalidità perché non abbiamo una fissa dimora. Allora stai in linea un momento, Omar, che sentiamo cosa dice dottor Rosato. Come rispondere a questo uomo che ha il coraggio di chiamare e di dire, visto che tutto va bene, io sono in questa condizione? È evidente che questo è il classico caso in cui il comune, i servizi sociali del comune devono, si parla tanto di questo nuovo modello di assistenza, si devono prendere in carico il problema. Ci deve essere qualcosa, è come, non posso dare la risposta, cioè, gli posso dire vai al centro per l'impiego, rivolgiti a un'agenzia perché sulla logistica cercano persone, probabilmente c'è lavoro, ma se il suo problema è contingente, immediato, senza casa, improvvisamente senza lavoro, senza reddito, eccetera, non c'è che è scritto nella Costituzione, è una situazione di estremo bisogno, ci deve essere qualcuno responsabile che lo prenda in carico. Allora, parliamo di emergenza in questo caso, qui sì. c'è un'emergenza. Cos'è che chiedi tu come prima cosa, Omar? Perché hai chiamato e cosa vuoi chiedere? Cosa vuoi dire? Prego. Volevo chiedere solo di avere un posto per dormire per il momento, perché non ce la facciamo più e non abbiamo nessun aiuto da nessuna parte. Come ha detto il dottore, mi sono rivolto anche agli assistenti sociali, però mi hanno risposto picche dappertutto. Quanti anni hai, Omar? 55. E la tua compagna? La mia compagna ne ha 28. Perciò tutti e due a casa. Omar, ti ringrazio, non so cosa dire di questa telefonata particolare per far capire che c'è un altro mondo, e l'abbiamo sentito in questi giorni, che è in emergenza e che avrebbe bisogno di risposte immediate, ma che purtroppo non arrivano. Grazie Omar, poi vedrò se riuscirò a fare qualcosa, vediamo come aiutare Omar in qualche maniera, perché se è un'emergenza mi metterò in contatto con Rosato. Dove vado a parare? Dal sindaco? Bisogna appunto... è lui responsabile della salute dei cittadini, no? Sì, come primo intervento abitazione, eccetera, sono i servizi sociali del comune. Allora sentiamo cosa ne pensa anche appunto Favero di questa telefonata, di queste emergenze che abbiamo anche nel nostro territorio. Purtroppo le case non ci sono, fanno fatica a trovare anche in affitto persone che lavorano, abbiamo persone che lavorano e che dormono per strada. Si è pensato a tanto, ma a costruire per le emergenze no. Abbiamo sentito l'Ater ieri, qualcosa si sta facendo con l'Ater di Treviso, ma rispetto alla domanda e alla necessità che c'è siamo molto indietro anni luce. RSA lo stesso,
qua bisogna dare risposte, non c'è niente da fare, ma se anche abbiamo la struttura e non abbiamo il personale, allora come la mettiamo? Cioè non è che vada proprio tutto così bene, Florio Favero. No, beh, questo è un caso molto grave da attenzionare. Ovviamente deve andare alla struttura sociosanitaria del suo comune, deve farsi carico anche il sindaco, perché no? Il sindaco non è solo burocrazia, il sindaco è, come dicevate, il primo responsabile sanitario, non è responsabile del lavoro, però è responsabile della sanità e in questo caso un po' deve aiutare. Ci deve essere da parte dell'amministrazione anche un bel collegamento con l'ATER. Sapete quanti appartamenti sfitti, vuoti, anche mai usati, anche a Portogruaro dell'Ater? Ieri avevamo il presidente dell'Ater di Treviso ospite, perciò sappiamo bene com'è la storia. Io ho provato 2 anni e mezzo a far funzionare 8 appartamenti nuovi, mai usati, e non ci siamo riusciti in 2 anni e mezzo. Allora questi sono i problemi, ma sono sicuro che sono problemi dettati dalla burocrazia, non dalla non volontà di risolvere il problema. Se non sburocratizziamo, tutto diventa complicato. In Cina il 30 km di A4 di autostrada, che voi sapete benissimo che è ancora in corso di realizzazione, l'avrebbero fatta in 3 mesi. Qui non riusciamo neanche a farla partire in 5 anni. Mi scusi Florio, voi non avevate il ministro Calderoli, il ministro alle semplificazioni, come mai non siete riusciti a rompere questo muro di gomma che veramente è diventato ancora più grande? Perché probabilmente ci vorrebbero tutti i ministri della Lega e non insieme con altri. Rosato, ha sentito cosa ha detto Florio Favero? Ma diciamo, io sono stato un dirigente pubblico anche della regione e bisogna appunto intendersi su che vuol dire sburocratizzazione. Si riferisce il sindaco sicuramente all'eccesso di controlli preventivi, certificati, eccetera, quindi non al funzionamento della macchina, perché anche la macchina è vittima di questa normativa, di queste leggi. Lui sta chiamando in causa il Parlamento, il Consiglio regionale, quelli che devono deliberare e decidere su quelle che sono le regole di funzionamento della pubblica amministrazione. Se è previsto il certificato tal dei tali, eccetera, il funzionario pubblico non può farci niente. Quello però che giustamente io condivido è che non viene nemmeno molto coinvolta tutta la macchina a studiare bene e a elaborare proposte di semplificazione, cioè vengono anche quelle, vengono fatte dall'alto. E allora chi è implicato? Tagliare un adempimento significa tagliare una mano morta e tagliare però 3 posti di lavoro, sindaco. Capito? Per cui se chi è vittima in senso toccato nella tasca della semplificazione non viene coinvolto, non viene portato a condividere, ma diventa una cosa, anzi lo si mette sotto accusa come se fosse lui il responsabile, allora a questo punto non si fanno sulla carta. Noi abbiamo montagne di regole, norme, eccetera, che sono invidiate dal mondo intero. Peccato che non sono, come dire, fruibili. Grazie, devo chiudere, grazie al dottor Sergio Rosato, esperto in politiche sociali, grazie a Florio Favero, consigliere della Lega a Portogruaro, che è stato con noi. Quel di Portogruaro va un po' meglio, diciamo, dove c'è la Lega va un po' meglio, riuscite ad avere più di tutti, non si sa perché, ma dove c'è la Lega riuscite ad avere più di tutti, speriamo perché che qualcun altro vi copi e che stiano bene anche altri sindaci. Grazie veramente Florio Favero, grazie al dottor Rosato, grazie. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Risotto alla certosina. È utile sapere che il riso deve essere versato per la cottura in liquidi bollenti, mai in liquidi freddi o tiepidi. Il riso va cotto in recipienti scoperti. Non si deve lavare il riso prima dell'uso, perché perderebbe una parte delle sue qualità nutritive. Anche il riso utilizzato senza il suo liquido di cottura è meno nutriente. Ingredienti per 4 persone.
320 g di riso, 100 g di piselli sgusciati, 2 carote, una cipolla, un gambo di sedano, 50 g di burro, 50 g di polpa di pomodori, 400 g di gamberetti, una foglia di alloro, 100 g di grana grattugiato, 4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, sale. Mettete il sedano, la carota, metà cipolla e l'alloro in abbondante acqua bollente. Unite i gamberi ben puliti. Fateli bollire per 5 minuti. Nel frattempo cuocete i piselli in poca acqua per 10 minuti, poi scolateli. Sgusciate i gamberi, rimettete i gusci e lo sterno frantumati nel brodo, che continuerà a bollire ad agio per almeno 15 minuti, fino ad ottenere un brodo magro e sufficiente per la cottura del risotto. In una casseruola soffriggete olio e cipolla. Aggiungete i gamberetti sgusciati, un po' di brodo, la polpa di pomodoro, i piselli, e dopo poco versate il riso. Amalgamate con il burro. Filtrate il brodo rimasto e aggiungetelo al riso. Mescolate spesso e cuocete aggiungendo poco per volta il brodo se necessario. A cottura ultimata unite il restante burro, il grana grattugiato e mantecate. Servite ben caldo e buon appetito!